proprio anche questa settimana molto emozionante, molto bella, dove dovremo riflettere molto sui nostri sbagli, sui nostri errori, sulle non poche riflessioni che dovremmo fare, che ne facciamo veramente poche a mio avviso, perché non si possono trovare i diversamente giovani. Uno, come vi ho spiegato, che questa amica mi ha chiamato, che dormiva su una panchina, era stato preso di mira anche dai bulli, l'abbiamo portato al pronto soccorso. Poi questa diversamente giovane che è arrivata qua in Corriera, 90 anni, da sola, anche in bicicletta, perché poi il padre mi ha detto dove l'ha accompagnata. Lei voleva ritornare perché era arrivata in bicicletta per prendere la corriera e arrivare poi con la corriera qui a San Biagio. Non si può. Io penso che qualcuno deve intervenire, siccome sono persone note, sono persone, ognuna con i propri problemi, ma sono persone. E le persone, quando sono in difficoltà, devono essere aiutate, indipendentemente del loro percorso, di quello che hanno vissuto, di quelle che sono. Quando non puoi vedere una persona sotto la pioggia che dorme su una panchina, perché tanto è un barbone, tanto è uno di colore, tanto è... Perché siamo così. Avete sentito cosa ha detto quella signora nigeriana a San Vendemiano, dove ha trovato Negra, come vi ho detto io sono l'unica che ha coraggio di dire che vivo su un centro, questo nord-est, un centro bellissimo perché è molto grande, ma molto razzista, lo sento anche dalle telefonate, specialmente per i diversi. Poi abbiamo le bande dall'est che arrivano, che mettono sottosopra i paesi, ma quelli fanno paura, quelli ti sparano in bocca. Allora bisogna controllare quelli che arrivano con l'infradito scalzi, perché quelli fanno paura. Proprio non ci siamo, io ho il coraggio di dirlo, sono molto avvilita, molto amareggiata, perché purtroppo sta succedendo questo e soprattutto i messaggi che arrivano ai nostri giovani sono deleteri, perché guardate cosa fanno. Allora io questa mattina, oltre a leggere sempre i biglietti per queste persone che arrivano al Banco Solidale, perché io rispetto di queste persone, indipendentemente di chi sono, e scrivono questi biglietti per ringraziare, perché loro hanno rispetto. Ecco, gli ultimi hanno rispetto di chi li aiuta, pensate. Ancora grazie per l'aiuto che mi date in questi tristi periodi. Buon Natale a tutti voi. Questo è uno, ne leggiamo un altro. Allora, oh là là. Nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. Seneca. Gentile signora Mirella Tuzzato, ammiro la sua determinazione con la quale da una parte promuove la verità e la felicità con le sue trasmissioni televisive, dall'altra parte promuove la sicurezza e la felicità delle persone più bisognose con il suo banco solidale. Ciò è tanto più ammirevole in quest'epoca della specie umana, tipico delle tragedie di Eschilio, in cui coesiste una dicotomia tragica per il futuro dell'umanità. Le tecnologie già esistenti permettono il soddisfacimento dei bisogni previsti dalla piramide di Maslow per tutti gli 8 miliardi di cittadini. Dall'altra parte è governata da persone inadatte alle possibilità esistenti, con pericolo concreto della sesta estinzione di massa, un primato infausto fra tutte le specie viventi. Allora, a tagliare questo nodo gordiano sto provvedendo col mio prossimo lavoro, età permettendo, paragonabile forse all'intuizione di Clisteni, che dopo la monarchia, l'oligarchia e la tirannide di Pisistratti introdusse nel 508 la democrazia, apportatrice dei secoli d'oro della città-stato ateniese. A lei che mi ha aiutato in più periodi critici, il mio ringraziamento e auguri di Natale per festeggiare la sua felicità e i successi avvenuti e buon anno nuovo per pianificare i futuri. Io so chi è questa persona, è una persona molto colta che viene al Banco Solidale, è una persona diversamente giovane, molto diversamente giovane. Voglio farvela vedere perché è giusto che non vi racconti storie, vedete come scrive questa persona? Eccola qua. Ecco, non guardiamo la firma, ma ve la faccio vedere così, con quanta eleganza anche si pone. Allora,
Saluto Mirella Bagliana, sindaco di Vittorio Veneto, grazie sindaca di essere qui con noi. Saluto anche Michele Montagnoli, cofondatore Imprese Sociali all'Opera di Padova. Grazie a lei Montagnoli di essere qui, perché con voi so che posso parlare di queste persone, anche con la sindaca, che mi fa piacere di averla ospite perché non se ne può più. Io partirei proprio da lei Montagnoli, lei è cofondatore Imprese Sociali all'Opera di Padova. Ma cosa sta succedendo? Noi ci lamentiamo di questi giovani, sono pochi poi rispetto a quelli bravi che io difendo sempre, però è quelli che dobbiamo puntare proprio e capire cosa c'è che non va. Certo che i messaggi che arrivano sono devastanti. Cosa dice Montagnoli? Prego. Mirella, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie dell'invito come sempre. E cosa dire dei giovani? Noi siamo un po' preoccupati perché, essendo una cooperativa sociale che dà opportunità di lavoro a persone in difficoltà, vuoi che essi siano detenuti piuttosto che persone con delle disabilità, ci rendiamo conto che non abbiamo davanti a noi una situazione rosea, nel senso che la mission è quella di far lavorare persone in difficoltà, ma ci accorgiamo che sono più in difficoltà le persone che non sanno di essere in difficoltà. Purtroppo chiedere aiuto è sempre difficoltoso ed è triste una persona che si rende conto di avere dei problemi. Noi nella nostra attività quotidiana incrociamo varie realtà che si occupano proprio di minori e ci chiedono aiuto di come potersi approcciare al mondo del lavoro, perché noi siamo convinti che il lavoro è parte dell'educazione della persona. La nostra mission non è tanto quella di insegnare un'attività alle persone, ma è quella di insegnare un'educazione al lavoro, e sarebbe un'ottima cosa iniziare ad educare i giovani al mondo del lavoro. Grazie Montagnoli, sono perfettamente d'accordo con il suo pensiero. Il problema è che facciamo fatica perché non siamo supportati da quella politica che ci dovrebbe supportare, anche il mondo del volontariato. Dobbiamo girare col commercialista, dobbiamo pagare per fare i volontari, dobbiamo andare a scuola per fare i volontari, dobbiamo assicurarci per fare i volontari. Avvocata, sindaca Bagliana, cosa dice? Lei viene dal mondo del volontariato, non le sembra che hanno alzato un po' troppo l'asticella proprio su quel mondo invece che anche specialmente nella pandemia è sempre stato in prima fila, ha rischiato anche di suo pur di aiutare? Prego. Sì, innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito, saluto veramente tutti e spero che il collegamento sia buono perché vi vedo un po' indifferita così. Allora, innanzitutto Mirella, io vorrei sottolineare l'aspetto che lei ha detto in premessa, della povertà, insomma, che è secondo il nostro punto di vista, anche come da un punto di osservatorio così comunale, sta dal mio punto di vista aumentando e in modo anche abbastanza repentino, soprattutto per la questione dei veramente poveri. In Italia ci sono 5 milioni di persone povere e questo è un dato 6 veramente milioni, sindaca, 6 milioni, ecco, mi ha già corretto, perfetto, 6 milioni, quindi è veramente un dato rilevante anche nel nostro territorio, nel nord-est, e io lo sto vivendo ogni giorno. Poco tempo fa, proprio l'altro giorno, abbiamo dovuto così fare aiutare tra virgolette delle persone senza tetto che si sono un po' riversate qua sul nostro territorio, perché ormai ogni città, ogni piccola città è voglio dire seguita da questo fenomeno e purtroppo non abbiamo nemmeno opportunità di dare delle risposte a queste povere persone che insomma sono senza tetto. Per esempio il discorso dei dormitori, scusate se apro la parentesi, però sono veramente insufficienti in una realtà come la nostra, quindi io auspico che sia la prefettura che tutti gli amministratori locali del nord-est si mettano un po' una mano sul cuore e sulla testa, tra virgolette, e iniziano a fare dei ragionamenti per queste persone che si trovano insomma a dormire all'esterno con delle temperature veramente ridotte e pari allo zero, e quindi veramente rischiamo alle volte di
rischiamo veramente di perdere queste persone con delle morti, no? Come è successo anche a Treviso. E questo è un primo punto. Poi la questione relativamente invece al discorso dei giovani, ma non solo i giovani, noi abbiamo degli adulti di età circa 35-40 anni che vuoi perché hanno perso il lavoro, vuoi per una situazione personale e familiare molto complicata, si lasciano andare e facciamo fatica a recuperarli in un contesto di rimissione, tra virgolette, in quel che è il circuito del lavoro o di avere... Ecco, quindi queste sono le grosse difficoltà che abbiamo e purtroppo abbiamo anche difficoltà a dare le risposte, ma proprio perché forse manca quella consapevolezza e quella ricerca di metterci tutti attorno per trovare delle risposte, noi primi come amministratori, dico io. Poi noi ci appoggiamo tanto sul volontariato, ma il volontariato non può fare tutto da solo, non può avere voglio dire, le strutture per rispondere a questi importanti bisogni. Quindi bene il volontariato, però deve esserci una risposta forte da parte degli enti amministrativi, dell'ente pubblico, insomma. Grazie. Ecco, c'è questo numero che continua a chiamarmi questa mattina. Ecco, finisce anche con 7, dico solo questo, perché è da stamattina che continua a suonare il telefono. Ho guardato che ho sempre paura che sia un qualcuno che ha bisogno, perciò se vedete un numero in sovraimpressione, se avete bisogno chiamate quel numero, non questo che è un numero privato, perché con quello vi risponderemo subito. Ecco, perciò se mi state ascoltando, chi mi sta ascoltando e magari sta chiamando deve capire che forse al momento non posso rispondere, ma da stamattina rispondevo e non chiamava. Allora, sentiamo intanto il nostro Rinaldo da Venezia, così liberiamo il centralino. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E intanto, a quanto riguarda la povertà, non c'è da vergognarsi di essere poveri, Mirella. E la povertà fa parte del percorso della vita di una persona. E a rogna c'è da vergognarsi, non è povertà. Va bene? E dopo, io dico alle persone anziane, compagni, se importanti, anche se sei soli, non sei mai soli, finché la vedi è vero, sei agli occhi, pensa a cosa che ti ha fatto nella vita, chi che ti sei, non ti sei una nullità, ti sei uno che ha contribuito a far diventare grande il nostro Veneto, non ti sei niente, e vede tanta gente che vuol dire, io non avevo la possibilità di incontrarvi e di dimostrarvelo, però guarda, quella trasmissione è Mirella, avete a pensare che non sei soli, vede tanta gente pronti a darvi una mano in qualsiasi roba, non solo che da mangiare, ma anche di fare due parole, due ciacque, non sei mai soli, ricordatevi che sei anziani, ma non sei una nullità, sei gente che ha una traccia nel suo percorso di vita, e dopo siamo vecchi, cosa è nostra ora, se attueremo, noi non ha nessuna importanza, ma ha da avere rispetto per le persone anziane, per quello che ha fatto. E dopo è politica, è la politica, non mi interessa niente. Io gli dai il culo sul buttino per chi sei a posto, gli dai i soldi, ma non voglio niente uno che abbia più schei e che sia più fortunato o più felice di noi altri. Perché noi altri con poco godemo la vita. E dopo, cosa ho avuto? Bisogna vivere la vita. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, sei stato molto chiaro, ti ringrazio. Ecco, il problema è, caro Rinaldo, che non c'è solo il problema del mangiare o del vestire, c'è il problema della casa, di queste strutture, come dice la sindaca Berliana, è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo 6.500, avete sentito i numeri, appartamenti chiusi, e persone anche perché sono solo di colore non vengono accettate, non vengono dati loro gli appartamenti, beh, non si fidano. Qui bisognerà intervenire anche il sindaco, glielo dico io. Una volta avevamo gli illuminati, erano gli imprenditori, ecco, con la quinta alimentare, però sapevano che dovevano fare le case vicino alle fabbriche, la prima cosa che facevano, davano l'alloggio, costruivano. Adesso mi sembra che siamo molto lontani, anche forse per capire, per fare squadre e cercare anche di supportare, ecco, queste persone che cercano un appartamento e non viene dato, nonostante
il lavoro perché non si fida più di nessuno. Ma perché si ha così paura del diverso, sindaca? Lei viene nel mondo del volontariato come me. Cioè io non riesco a capire sta paura di una persona. Per carità, il buono e il cattivo c'è dappertutto e questo è fuori discussione. Ma il colore nero, che ancora io ho il coraggio di dire, sindaca, l'hanno detto anche i ragazzi ospiti di questa trasmissione, c'era una ragazza di colore nero che ha detto che ho ragione, anche lei nota, i suoi compagni l'hanno detto che c'è questo razzismo. Ma cosa sta succedendo? Perché siamo diventati in parte, non tutti, perché siamo anche bravi a dire la verità, c'è questa, specialmente verso il diversamente giovane, hanno paura, non lo vogliono vedere, cioè cosa sta succedendo, sindaca? Beh, secondo me c'è proprio un rifiuto di base, innanzitutto a livello culturale, nel senso che mi viene da dire che i nostri nonni erano molto più aperti rispetto alle nostre generazioni. I nostri nonni, quando c'era un povero, un viandante, tendenzialmente non giudicavano, addirittura davano l'alloggio diciamo anche all'interno così delle stalle, trovavano sempre un posto dove dormire le persone. Oggi invece c'è questa paura e forse è dovuta più a una mancanza di sicurezza personale e quindi si riversa la propria paura addosso agli altri. Quindi la persona di colore o la persona povera fa veramente paura perché è una forma di insicurezza che la nostra società ha nei confronti di se stessa. E poi un'altra cosa vorrei dire, i nostri giovani, quelli che viaggiano all'estero, quindi quelli che hanno rapporto continui sia con la comunità europea, insomma in giro per i paesi europei o mondiali, hanno una mentalità leggermente diversa. Quando quindi rientrano in Italia, diciamo, sono molto più aperti. Noi facciamo fatica ad aprirsi al mondo e di conseguenza viviamo abbastanza chiusi, nonostante i mezzi, le tecnologie ci portano ad essere collegati con il mondo, però non riusciamo a vivere l'esperienza con altre persone e quindi veramente c'è questa paura. Detto questo, ci sono delle realtà molto interessanti invece, mi viene da dire per esempio le società sportive o il mondo all'interno della scuola, dove insomma il discorso delle persone di etnia diversa di provenienza diversa sono ben accette, insomma le nostre squadre anche di calcio, anche di basket così in generale, accolgono con entusiasmo le persone e quindi fanno veramente un lavoro di inclusione, no? A 360 gradi. E invece rimane questo senso della paura in quella che è la società nostra così. Detto questo, ripeto, mi volevo collegare anche al discorso delle case sfitte che faceva riferimento lei. Anche nel nostro comune abbiamo più di un terzo degli appartamenti ATER chiusi. E sono tantissimi, circa 71 su 200 appartamenti, è veramente impressionante come numero. Questo perché vuoi che le politiche anche di ATER hanno difficoltà a sistemare e risistemare gli appartamenti, comunque veramente siamo in una situazione così. Piccola positività, noi stiamo portando avanti adesso anche con Confartigianato e le associazioni di categoria imprenditoriale dei progetti proprio per la questione della casa legati al mondo del lavoro, quindi stiamo cercando di mettere a disposizione delle nostre proprietà immobiliari del patrimonio del Comune di Vittorio Veneto per queste associazioni affinché possano magari dare la casa ai loro... Bravissima sindaca, sono perfettamente d'accordo. La interrompo perché abbiamo Lino da Mantova, se no mi cade la linea. Lino? Buongiorno Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire, io ho 2 sfratti con 2 persone che hanno occupato la casa. Ma scusi, allora io dico che lo Stato... Non ho capito niente, Lino, ripeti perché non ti ho seguito. Hai 2 persone... Io ho 2 appartamenti che ho mandato lo sfratto, persone che hanno occupato e che non pagano e le spese le pago io. Ci vuole prima di tutto la legge da parte dello Stato. Di queste gente se non pagano devono andare fuori, ma i comuni e le province, quello che vuol dire, devono fare una legge chiara, perché se non vanno fuori loro danno quegli appartamenti che sono sfitti e li mettono a posto, ma non
sempre che è cittadino, dopo dicono perché non l'affittano a queste persone. Oh, ma bisogna stare attenti, è una proprietà privata, la legge che ha detto Salvini e altri è giusto, si mandano fuori subito se non pagano e i comuni devono dare un'occupazione della casa, ma che paghino, non che non paghino. Grazie Lino, molto chiaro, grazie Lino, vado avanti perché voglio far vedere anche questo servizio a San Vendemiano, mi sembra sia anche dove è nato, dove vive anche il nostro presidente Luca Zaia. Ecco, andiamo a vedere cosa è successo. Secondo me oltre ignoranza c'è anche tanto odio e cattiveria, perché è più di come si dice, di ignoranza questa, c'è anche odio, proprio voglia di farsi male agli altri, capito? Non trova altre parole la signora Queen, nigeriana di origine, da 30 anni in Italia, 20 in Veneto, che nei giorni scorsi è stata bersaglio accanto alla famiglia di un gesto inqualificabile. Qualcuno all'esterno della sua abitazione a San Vendemiano, nella quale si sta trasferendo con il marito e 2 figli, ha posto un cartello dal contenuto xenofobo, avvolto addirittura nel nylon, sulla pubblica via, all'altezza di un dosso. Era una giornata piovosa. Arrivando una mattina abbiamo trovato proprio davanti questa bellissima sorpresa con un cartello in cartone scritto a nera e M puntini puntini. Queen scende dall'auto e fotografa la vergogna di cui è vittima, ma c'è di più. Una volta raggiunta la nuova abitazione scopre che qualcuno ha anche rotto gli infissi. Non c'è limite al peggio. Hanno spaccato le finestre sul campanone, unico posto dove non c'era allarme. Queen, fatta la denuncia, racconta poi di essersi rivolta al sindaco, ma non nasconde la sua amarezza. E lui ha preso a leggero, capito? Anzi, era più interessato a chiederci che lavoro fa il marito, che lavoro faccio io. Ma non eravamo lì per quel motivo, eravamo lì per un motivo ben più serio. Da qui la volontà di rendere pubblico l'accaduto, subito stigmatizzato dalle RSU dell'Electrolux. Questa gentaglia razzista va scovata, punita e rieducata, si legge in una nota. Dal canto suo Queen sarebbe disponibile a incontrare l'autore o gli autori dell'atto, che per certi versi ha tutta l'aria di essere un vero e proprio agguato xenofobo. Con le braccia aperte, si non lo sa quello che ha fatto. Quindi lei sarebbe disponibile a incontrarlo e a perdonarlo? Ah, certo, però vorrei vedere negli occhi e chiedere perché ha fatto almeno, perché? Cos'è che c'è nella nera che non gli va? Meno spiegarsi, capito? Gli dà la possibilità di dire la sua, capito? Allora, sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite Michele Montagnoli. Ma si può sentire ancora queste cose? Ecco, io veramente sono molto preoccupata, San Montagnoli, perché mi sembra che si stia sottovalutando il problema che c'è, perché nessuno ne parla. Penso di essere una delle poche che ha il coraggio di dire che vivo su un territorio che è molto razzista, è inutile che vengano a raccontarmela, dove intervisto i giovani, studenti di licei, perciò anche non dei 8-9 anni, anche se forse hanno le idee più chiare di qualcun altro. C'è qualcosa che non va, questo odio, questa cattiveria, questa rabbia soprattutto. Prego Montagnoli. La rabbia forse è dettata anche da un momento in cui veniamo colpiti da un sacco di notizie che fanno sì che tutto venga amplificato. Il diverso può essere bianco, giallo, nero, detenuto o disabile. Noi notiamo molto la diffidenza nei ragazzi a cui diamo la possibilità di lavorare. Le porto un esempio legato un po' all'abitazione. Io, come lei ben sa, sono un ex detenuto e qui a Padova avevo la possibilità di uscire agli arresti domiciliari dopo aver scontato 12 anni di carcere. Io ho cercato casa, quando vedevano la mia carta d'identità, dove c'era l'indirizzo di residenza del carcere di Due Palazzi, la casa la perdevo. Io ho la fortuna di avere i genitori e ho dovuto intestare la casa ai miei genitori e allora tutto è andato bene. Lei si rende conto quante persone possono avere la fortuna di avere delle persone che si fanno garanti piuttosto che no?
Ecco, io sono stato un fortunato. Noi per bypassare questa problematica stiamo come cooperativa prendendo delle case. Adesso è un progetto che stiamo mettendo stiamo un po' affinando, ma abbiamo bisogno del supporto della magistratura, perché noi vorremmo prendere delle case. Adesso stiamo facendo un test e noi ce le intestiamo come cooperativa e poi le diamo in uso ai nostri ragazzi che vengono a lavorare da noi, pagando noi l'affitto, ovviamente facendoci proprio da garante, perché non c'è niente da fare. La paura del diverso, la paura della persona cattiva, la persona diversa da noi mette inquietudine alle persone, mette diffidenza, fa diventare razzista anche chi non lo è. Montagnoli, ma non è forse, scusi se le faccio questa parentesi, ma mi piace anche dialogare con gli ospiti, non è che forse iniziamo a mettere subito le etichette, perché basta che un ragazzo dia magari una bustina, lo trovi in una bustina, è un spacciatore, è un drogato. Ecco, qualsiasi persona diversamente agile, come la chiamo io, è sempre stata etichettata con dei nomi terribili, mongoloide, e vai avanti. E ancora adesso abbiamo ancora le Paralimpiadi, Montagnoli, abbiamo ancora le Paralimpiadi. Non parliamo di sport, parliamo ancora di divisione, di medaglie pagate in maniera diversa. Capisce che siamo noi che forse dobbiamo anche iniziare, tutti noi, ad aprire gli occhi. Sveglia Veneti si chiama la trasmissione, per cercare di capire che siamo noi diversi, quelli che guardiamo le persone nella maniera sbagliata. Sentiamo cosa ne pensa Claudio da Marano Vicentino, poi torniamo da Montagnoli e poi da Sindaca Abbagliana e poi andiamo in pubblicità. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo ricordare come cominciò l'edilizia popolare. L'edilizia popolare cominciò nel 1949 e fu il ministro del lavoro Amintore Fanfani che mise trattenute Gescal e fondò Linea Casa. Poi sono vari aiuti. E tutte queste case che sono di edilizia popolare sono state pagate dalle trattenute degli operai, le trattenute Gescal. E adesso però non si capisce come mai c'è tutta questa disorganizzazione. Nel 90 hanno privatizzato e queste privatizzazioni hanno creato solo guai dappertutto. Buona giornata signori. Grazie Claudio di aver chiamato, sentiamo e facciamo terminare Montagnoli, poi andiamo dalla Sindaca Abbagliana. Prego Montagnoli. Sì, il problema, come dici tu Mirella, probabilmente parte anche da noi. Perché faccio l'esempio dei giovani, no? Tutti dicono i giovani non hanno educazione, i giovani sono un problema, ma noi ci siamo mai posti, noi adulti, una domanda che non sia colpa nostra anche questo? Perché è facile, si cerca sempre di dire quello ha sbagliato, ma a monte che cosa c'è? Questo è un problema una domanda che dobbiamo porci un po' tutti. Poi volevo raccontarvi una situazione bellissima che sta succedendo qui a noi a Padova. Grazie a un ente formativo ci sono dei comuni del Padovano con dei fondi della regione che ci permettono a noi di far lavorare delle persone in difficoltà. I comuni selezionano le persone, noi assumiamo queste persone e per 6 mesi diamo la possibilità di ritornare nel mondo del lavoro. Perciò ci sono anche degli strumenti e dei mezzi, se vengono usati, che aiutano ad inserire queste persone, a dare una dignità attraverso il lavoro. Purtroppo tante volte fondi statali, fondi europei non vengono utilizzati perché non vengono né pubblicizzati e neanche sponsorizzati dall'ente che emette questi fondi. Noi abbiamo la fortuna qui a Padova che c'è un ente formativo molto impegnato sul sociale che ci ha contattati e noi adesso abbiamo 3 grossi comuni che dovremmo cominciare a marzo. Ma se questo ente non vi contattava, lei sapeva di questo progetto importante, anche aiuto economico per dare lavoro a queste persone? No Mirella, sai perché? Perché vengono ovviamente messi in gazzetta, vengono messi all'interno dei loro siti, ma non vengono comunicati alle strutture, alle realtà come noi che cercano queste possibilità, perché non è neanche facile inserire nel mondo del lavoro persone difficilmente collocabili. Sentiamo cosa ne pensa la Sindaca Abbagliana. Conosceva questo progetto, Sindaca? È molto importante quello che ha detto Montagnoli.
No, sì, anzi lo ringrazio anche per le osservazioni che sta facendo e mi trovo d'accordo, cioè alle volte veramente ci sono delle opportunità anche da parte degli enti territoriali, dei comuni, attraverso delle borse del lavoro, però come dice Montagnoli è giusto, se non si fa rete, se non si costruiscono queste reti, difficilmente vengono intercettati questi fondi e qui sta nella capacità degli amministratori di essere molto bravi ad stimolare anche gli uffici delle politiche sociali per fare rete. Quindi Montagnoli ha perfettamente ragione, quindi voglio dire ci vuole intanto tanta volontà politica, oserei dire, per attuare queste progettazioni, questi progetti, e perché altrimenti molte volte si perdono nelle varie situazioni, negli vari uffici, purtroppo non vengono intercettate queste occasioni. Quindi questo è fondamentale, fare rete, però crederci veramente, perché altrimenti si disperdono. Altra cosa, per quanto riguarda, che diceva anche Montagnoli, mi trovo d'accordo sul discorso del cosiddetto, del diverso, tra virgolette, c'è anche una questione di inclusione che passa attraverso un rapporto continuativo con delle persone, insomma, che hanno delle culture diverse, e quindi sta a noi farle, diciamo, mediare e farle rientrare in quello che è il buon vivere che noi abbiamo, no, nella nostra società. Naturalmente i modi di vivere sono diversi, alle volte quando arrivano, insomma, queste famiglie con delle culture diverse veramente fanno difficoltà ad integrarsi, ma non è una questione di integrarsi, effettivamente sono culture diverse, quindi spetta anche a noi, la nostra collettività, cercare di rapportarci continuamente e far da mediatori. Altra cosa è la questione del garante delle case, tra virgolette, abbiamo detto prima, la telefonata che è arrivata prima, rispetto a delle volte persone che fanno difficoltà a pagare l'affitto, e anche qui dobbiamo mettere in atto delle forme di garanzia, tra virgolette, anche per chi affitta dal punto di vista dei privati rispetto alle persone in difficoltà. Ecco che gli enti territoriali possono attivare un cosiddetto fondo di garanzie che accompagnano queste persone all'interno anche di abitazioni di proprietà privata. Ma perché, Sindaca, si fa così fatica a fare questo fondo di garanzia anche con gli industriali stessi? Perché tutto sembra facile, ma poi alla fine fai fatica a trovare le persone che si occupano di questo, che fanno rete, che cerchino veramente. Questo fondo di garanzia va assolutamente fatto, perché sennò sentiamo le telefonate come il nostro Lino da Mantova che dice: ma come? Questi mi occupano l'appartamento, non mi pagano l'affitto, io cosa devo fare? Prego, Sindaca. No, sì, assolutamente. Guardi, qui da noi sta partendo anche un tavolo del welfare, anche qui con un determinato fondo di garanzia. Che partecipa a questo tavolo sono sempre enti di volontariato, la Caritas, abbiamo la 12 Ponti, altre associazioni di volontariato. Effettivamente difficilmente si trovano imprenditori, tra virgolette, lungimiranti che partecipano, ripeto, a questo fondo. Comunque adesso qualcosa si sta muovendo, quindi io penso che anche la classe imprenditoriale, industriale abbia capito che per avere anche dal punto di vista loro la questione della manodopera, cioè all'interno delle fabbriche servono delle persone, insomma degli operatori, e per avere questi operatori, questi lavoratori, la prima condizione essenziale è il discorso della casa. Quindi poi le dico penso cosa penso, Sindaca. Abbiamo Livio da Padova, se no cade la linea. Vai Livio. Sì, prego. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti e finché mi ricordo ti auguro buon Natale. Grazie. A te, a tutta la redazione e anche agli ospiti presenti. Grazie. Dunque, caro. Una cosa che mi ha colpito è quella signora nigeriana a cui è stato rivolto quel cartello di veramente schifoso. E non aveva negli occhi odio oppure parole di odio verso coloro che avevano fatto questo atto. Aveva una calma tranquilla, sorridente. Mi sembra che abbia detto che era disposta anche a perdonare, se non ho capito male.
tanta gente appunto che viene dall'estero, dall'Africa eccetera, hanno molto da insegnare a noi e questa è una prova veramente che hanno molto da insegnare a noi e che ci comportiamo male verso di loro. Grazie di nuovo. Caro Livio, ti voglio bene, ti ringrazio molto per queste parole, dai che un po' alla volta anche Sveglia Veneti riuscirà forse a far cambiare idea a qualcuno, perché io li vedo al Banco Solidale Sindaca e siccome il Banco Solidale non ha colore, gli impori solidali, ecco, noi vediamo, sono veramente delle brave persone, guardate, educate, e se anche sbagliano e tu gli insegni, loro imparano, e poi non sono cattive, non hanno quella rabbia che hanno molto di noi, per carità ce ne sarà anche, come dico, il buono e il cattivo c'è dappertutto, il rabbioso, ma guardiamo anche quelli che si comportano bene, non facciamo tutta un'erba un fascio. Prego Sindaca. Non la sento? Sì, Mira, eccomi qua. Sì, no, assolutamente, e guardiamo anche quelli assolutamente che si comportano bene, ce ne sono tantissimi. Rispetto alla ragazza di San Vendemiano, tra l'altro mi sembrava una persona molto, molto integrata, parlava l'italiano benissimo, quindi voglio dire, penso che sia veramente una persona che ha tutti i requisiti per poter vivere in modo conviviale e all'interno del nostro vivere sociale. Quindi non si capisce veramente questo atto di rifiuto così popolare. Detto questo, Mirella, guardi, io torno a dire, speriamo nelle generazioni future, anche se è sempre molto difficile, vediamo che la nostra società veramente si sta scontrando con dei momenti difficili, soprattutto il mondo giovanile, ecco, è sempre un po' messo così, un po' assoggettato a delle situazioni di criticità, e quindi vanno recuperati quei valori che erano alla base della nostra nazione, oserei dire, valori di solidarietà, di aiuto, di garanzia. E io dico, giusto è punire chi sbaglia, perché anche non è giusto che ci siano forme di delinquenza anche così spicciola anche all'interno delle nostre città. È giusto pretendere un corretto comportamento civile, questo è fondamentale, perché nel rispetto delle regole costruiamo una società più equa e più solidale. Certo che se non si rispettano neanche le regole del buon vivere anche all'interno per esempio dei nostri quartieri, tra virgolette, si innescono veramente dei fenomeni che ci portano a situazioni veramente sgradevoli. Ecco. A questo punto andiamo in pubblicità. E abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Mi associo con la telefonata precedente che spesso avremmo noi cose da imparare da chi viene da noi. Comunque io, lo sai, ho detto altre volte che ho fatto l'emigrante. Allora io non so cosa sia, ma io di questa parola razzismo penso che non ci sia il razzismo. C'è cattiveria, c'è odio, c'è pregiudizio, tutto questo, ma il razzismo mi rifiuto di accettare questa parola razzismo, perché penso che noi facciamo parte della razza umana e sappiamo che siamo tutti uguali. C'è questa cattiveria, questa sopraffazione, essere meglio degli altri. Allora io quando andavo all'estero, quando vivevo all'estero, ero andato principalmente per imparare le lingue, perciò dal gruppo italiano e cercavo di entrare con gli abitanti di quel paese. Però era molto difficile per me, cioè prendeva coraggio, ecco, voglia di fare, perché sarebbe stato meglio stare assieme agli italiani, parlare male dei tedeschi quando ero in Germania, parlare male dei francesi quando eravamo in Francia e parlare male di inglesi quando eravamo in Inghilterra. Perciò per me, per staccarmi dagli italiani,
ci è voluto un bel po' di impegno, perché non era facile. Perciò io penso che penso che ci vuole impegno da tutte e due le parti, da chi viene e da chi ti accetta. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone per queste parole che hai detto. Andiamo a vedere anche questo video molto bello che fa capire cosa sta facendo e cosa ha creato Montagnoli. Andiamo a vedere. Complimenti sempre Montagnoli, anche perché è uno che c'è nel pezzo, ha il coraggio di metterci la faccia, di dire anche il suo passato. Non sempre è semplice, non sempre è facile, visto alla società che ci rivolgiamo, però lui ce l'ha fatta, perché è una persona determinata, che sapeva che sarebbe stata una cosa buona, e forse questi ragazzi possono diventare anche un'opera d'arte, perché tutti i giovani sono delle opere d'arte, basta solo saper cogliere l'attimo e inserirli nella maniera giusta. Prego Montagnoli, complimenti. Grazie Mirella. Diciamo che siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di persone, l'idea parte da me e Massimiliano, insomma, che abbiamo fatto anni all'interno del penitenziario, però poi tutte le persone che si affiancano e che collaborano con noi capiscono la mission, capiscono che siamo un'impresa sociale di produzione lavoro, perciò dobbiamo stare in piedi con quello che produciamo. E siamo aumentati, siamo in 45 persone, 22 di queste sono detenuti, 4 sono persone disabili e speriamo di crescere ancora, ma non per prendere i gradi, diciamo, di persone arrivate, ma proprio per dare possibilità alle persone che sono in difficoltà di tornare ad essere persone nel mondo del lavoro. Senti Montagnoli, spiegami cosa sta succedendo nei carceri minorili. Io sono completamente contraria, l'ho detto anche sia al direttore dei carceri che ho avuto ospiti di questi istituti di pena, sia alle forze dell'ordine. Io sono contraria a mettere i ragazzi nei carceri, sono proprio completamente contraria e loro mi hanno dato ragione. I carceri che abbiamo non sono delle scuole che veramente lasciano capire e portare a un obiettivo che è quello di ritornare a trovare un percorso giusto. No, non ci siamo proprio, a mio avviso, Montagnoli, e tu lo stai dimostrando con quello che stai facendo. Ma cosa sta succedendo secondo te anche nei nostri carceri minorili? Anche qua a Treviso abbiamo visto, non parliamo dei carceri, poi parleremo anche di quelli, ma proprio il minorile. Cos'è secondo te il carcere minorile, Montagnoli? Il carcere minorile, come il carcere degli adulti, è una scuola di criminalità. Se le persone sono messe all'interno di un luogo e hanno solo la possibilità di parlare di quello che hanno fatto, di quello che faranno quando escono,
escono più cattivi di prima, perché se non si dà un futuro alle persone che stanno scontando una pena, giusto o sbagliato che sia, il minorile. Io sono stato a visitare il carcere minorile di Bologna e volevamo come cooperativa fare un progetto. Non abbiamo trovato imprenditori nella provincia di Bologna, stiamo parlando di una provincia molto vicina al sociale, non siamo riusciti a trovare degli imprenditori che ci diano la possibilità di portare delle attività lavorative all'interno del carcere, perché anche un minore quando esce dal carcere è giusto che sappia fare qualcosa, perché se non trova qualcuno che gli vuole bene, che gli dà una speranza, quando esce questa persona che cosa va a fare? Questa è una domanda che dovremmo porre a chi ci governa, a chi ha in mano le carceri. Perché non puntare a questo? Perché le varie amministrazioni, i vari organi dello Stato, invece di fare appalti pubblici, non esternalizzano lavori da far fare a queste persone? In parte lo fanno, ma è molto minimale quello che viene fatto. Bisogna incentivare e sviluppare questi Sentiamo progetti. cosa ne pensa la sindaca Bagliana. Sindaca. Sì, no, mi trovo molto d'accordo con Montagnoli, anzi ringrazio, e penso che ci dovrebbero essere più imprese sociali come quella che sta seguendo lui, che sono una manna del cielo rispetto appunto all'inclusione e tra virgolette al reinserimento di persone che purtroppo nella loro strada hanno trovato degli ostacoli. E mi viene da dire che per esempio qui da noi c'è anche, voglio dire, abbiamo un gruppo di ragazzi, di adulti che ormai abbandonati a se stessi, facciamo molto difficoltà a recuperarli e quindi abbiamo anche difficoltà di avere operatori di strada, insomma, che riescono a intercettare queste persone. E secondo me, se ci fossero proprio delle realtà come quelle imprese sociali, come quella di Montagnoli, anche un po' più diffusa nel territorio, sicuramente si farebbe tanto di più. E quindi mi trovo assolutamente d'accordo con il suo ragionamento, con le sue osservazioni, quindi bisognerebbe veramente impegnarsi di più su questo fronte e trovare anche la modalità di far aprire e attivare queste imprese sociali che magari alle volte riscontrano delle difficoltà e soprattutto magari hanno delle difficoltà anche a inserirsi tra virgolette nel mondo del lavoro, no? Le stesse imprese, quindi assolutamente su questa linea mi trovo assolutamente d'accordo. Vediamo anche se siamo d'accordo con la sindaca Bagliana dell'idea di Mirella che io metterei le telecamere su tutte le RSA. Il direttore Pavan, ho avuto ospite dell'ISA di Treviso, non è d'accordo, ma io continuo a insistere che forse è il caso di ripensarci, perché dobbiamo avere a che fare con queste fragilità. Questi diversamente giovani sono molto fragili e ne basta uno per far del male. Andiamo a vedere questo maltrattamento che è stato fatto proprio in casa di riposo. Andiamo a vedere. Potrebbe essere la conseguenza di stress lavorativo, come viene chiamato dopo il Covid di burnout, il caso di violenza verso alcuni anziani all'interno della casa di riposo Cesana Malanotte di Vittorio Veneto. Sotto accusa un operatore sociosanitario filmato dai carabinieri che avevano piazzato micro telecamere e microfoni ambientali all'interno della struttura di ricovero. L'intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di familiari degli anziani ospiti e al centro delle vessazioni del 48enne, che però al momento non risulta sospeso dalle sue attività. Stupore da parte del sindaco, ma anche della dirigenza della struttura all'oscuro dell'indagine. Non avevamo avuto nessun tipo di segnale neanche da parte della direzione, che era praticamente all'oscuro di tutto, e quindi neanche da parte degli operatori stessi e neanche da parte degli ospiti del Cesana. L'operatore si è sottoposto all'interrogatorio cautelare e davanti al giudice avrebbe confermato di essere sotto stress a causa di turni particolarmente pesanti, ma di aver scaricato la tensione in diversi episodi contro i colleghi e non verso gli ospiti inermi. Una vicenda che per il sindaco non deve sminuire la fiducia nei confronti del personale del Cesana Malanotti. Noi abbiamo continuamente rapporti con la direzione, io vado molto spesso all'interno del Cesana a trovare gli ospiti, a trovare i familiari degli ospiti, e noi continueremo in questo rapporto continuativo anche con gli operatori sociosanitari, a cui va la nostra massima fiducia, perché insomma tutto il personale è sempre stato personale di alta qualità e molto disponibile, e continueremo a vigilare e stare un po' attenti se ci sono delle
dei segnali particolari. Il primo nostro obiettivo è salvaguardare il benessere degli ospiti che sono all'interno della nostra struttura e quindi faremo di tutto perché questo benessere psicofisico degli ospiti sia garantito. Sindaca, io ho il coraggio di dire, con me era d'accordo anche se il scorso sabato che ho avuto un ex infermiere, che c'è omertà. Io sono convinta che, e rimango anche della mia idea, che qualcuno sapeva, Sindaco, qualcuno sapeva, qualcuno sentiva, però vige l'omertà. C'è omertà, non c'è niente da fare. Come si fa? Come si fa? Anch'io vado nelle case di riposo, anch'io, e vado dappertutto, anche perché voglio rendermi conto cosa c'è, grazie anche al direttore, devo dire, Pavan, che mi ha concesso anche di fare questo, anche per aiutare, per vedere se qualcuno ha bisogno, perché sono sempre carenti le figure rispetto a quelle necessità che ci sono. Però io non ci credo, Sindaco, che nessuno sapeva, nessuno sentiva di queste sevizie, proprio non ci sto, Sindaco, e sono sempre più convinta che dobbiamo mettere le telecamere quando si tratta di fragilità. Prego, Sindaca. No, allora, innanzitutto io spero che dall'inchiesta emerga l'effettiva realtà di quello che è successo. Io ho avuto contatti anche in questi giorni con la direzione e io voglio evidenziare alcuni aspetti. Allora, il benessere degli ospiti passa attraverso il benessere degli operatori sociosanitari. Noi, voglio dire, la direzione, okay, perché noi abbiamo appunto l'elezione del CDA, che voglio dire è stato eletto dalla scorsa amministrazione, quindi fra 2 anni verrà rinominato, però il benessere, ripeto, del lavoro fa sì che ci siano le condizioni per accudire in modo opportuno e giusto questi nostri anziani. Se gli operatori vivono situazioni di stress o di sovratturni continui o sovraccarichi di lavoro, entrano in una situazione veramente difficile e sappiamo benissimo che il rapporto con la persona anziana è un rapporto un po' difficoltoso, perché la persona anziana ha bisogno di molte attenzioni e soprattutto, ripeto, io penso che il nostro obiettivo sia quello, per evitare queste situazioni assolutamente, noi dobbiamo cercare di dare degli aiuti ai lavoratori che sono all'interno attraverso corsi di formazione continua, momenti di riposo abbastanza lunghi. Non è che uno può fare il turno, scendere di servizio e poi riprendere la mattina dopo. Diventa veramente difficile per loro poi confrontarsi con le persone anziane, con i loro bisogni. Quindi prima dobbiamo anche aiutare, ripeto, gli operatori, e assolutamente, altrimenti si ripresenteranno situazioni così. Ma è favorevole o contrario alle telecamere? Allora, allora c'è un problema anche, ripeto, sul discorso del lavoro, della legge sul lavoro. Sappiamo benissimo che le telecamere all'interno sia degli asili che anche degli ospedali, che all'interno delle case di riposo, sono vietate, perché non è giusto riprendere il lavoro delle persone, nel senso, secondo me, in teoria, voglio dire, ha senso qualora ci siano delle situazioni veramente estreme. Ripeto, le telecamere significa anche togliere un po' la privacy per quanto riguarda gli ospiti, no? Quindi adesso io non mi sbilancio sul discorso delle telecamere, perché io penso che deve essere garantita anche la giusta privacy, tra virgolette, anche degli ospiti, ma anche di chi fa il lavoro, insomma. Però ripeto, se ci fosse, come dice lei, l'omertà entra quando questi operatori non si sentono, tra virgolette, garantiti o protetti da chi di dovere. Ecco che entra l'omertà, perché, tra virgolette, se ci fosse la possibilità di parlare, di rapportarsi, di avere dei continue formazioni a livello anche con psicologi, o insomma scambi continui sul lavoro da fare, squadra di team, ecco che certe situazioni secondo me verrebbero meno. Allora, io
Non lo so, Sindaco, io so solo che siamo riusciti a individuare queste persone anche a San Donà grazie alle telecamere e non solo a San Donà, e perciò io penso che se non ci fossero state queste, io non so cosa sarebbe successo. Ecco, io guardo la fragilità e come proteggere la fragilità e io devo mettere tutti gli strumenti a mia disposizione per proteggere. Penso che se uno fa il suo dovere non c'è niente di male, sono a circuito chiuso, poi oltretutto non vedo qual è il problema di vedere cosa succede all'interno di queste stanze. Di omertà ne può parlare tranquillamente il nostro Montagnoli, lei sa, la parola omertà è una parola che vige anche molto nei carceri. Cosa dice Montagnoli? Secondo lei questa situazione nessuno vede, nessuno sente, nessuno parla, poi troviamo le motivazioni, ma intanto le persone che hanno subito questo la dice molto lunga. Veramente abbiamo infierito su delle fragilità che non potevano neppure ribellarsi, e questo io non lo accetto proprio. Non c'è scusa, non c'è stress, non c'è niente. Guai chi mi tocca le fragilità, guai, non è possibile trovare scusanti. Prego, Montagnoli. È ignobile quando ci si approfitta delle persone deboli, è veramente brutto, fa veramente male. L'omertà è un tema che nelle carceri, insomma, io non ho visto, io non c'ero, io non ho sentito. Vero anche che tante volte però si porta a conoscenza delle problematiche, ma dall'alto non vengono prese in considerazione, perché è anche fastidioso sporcarsi le mani o credere che le cose non stanno andando bene. I nostri ragazzi hanno capito che l'omertà non esiste, nel senso che se si va male, se le cose vanno male, non vanno male per una persona, va male per tutti. Noi diciamo sempre che un problema creato da una persona non è un problema solo per quella persona, è un problema per tutto il gruppo. Perciò stiamo un po' abbattendo questo muro, facendo capire alle persone che se le cose vanno bene per tutti. Perciò se c'è un problema è giusto tirare fuori questo problema. Ma anche nelle carceri quello che abbiamo visto, Montagnoli, grazie alle telecamere, che sono stati individuati anche certi comportamenti delle guardie penitenziarie. Ecco, tu saresti favorevole o contrario alle telecamere, ecco, nei posti dove veramente c'è un pericolo numero uno di fragilità? Io sono super favorevole alle telecamere, anche perché se uno non ha nulla da nascondere non vedo perché non posso lavorare tranquillo e sereno pur essendo ripreso. Ma proprio non vedo neanche il problema della privacy, il problema del lavoro, essendo che sono a circuito chiuso e sono solamente in uso. Può essere la magistratura, può essere gli organi competenti che vigilino su questo. Io non trovo nessun problema, anzi sono molto favorevole, perché sarebbe anche un deterrente per una per chi è lì che lavora. Siamo perfettamente in sintonia. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno. Buongiorno. Anche ai tuoi ospiti. Io volevo dire una cosa solo. L'omertà, cos'è l'omertà? Ma diciamo ha a che fare con le persone anziane, ma quelle che hanno costruito queste cose, che li hanno maltrattati, sanno che diventano vecchi anche loro. Non riesco a capire io veramente. Le camere, certamente che ci vogliono le telecamere, perché se è così le persone che magari hanno visto stanno zitte, ma invece dovrebbero parlare, perché li paga sempre quando si dice la verità. Grazie. Ciao, cara Adriana, grazie anche della telefonata. Adesso sentiamo anche il problema dei furti. Ecco, questi furti, molti addirittura non vengono neppure denunciati, ma sono dei numeri che cominciano a preoccupare, ed è stata derubata anche la sindaca Bagliana. Andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo e salutiamo gli ospiti. Purtroppo questa volta i ladri sono entrati a casa mia, e con la casa che condivido con mia mamma che ha 87 anni. Professionisti del furto in casa del sindaco di Vittorio Veneto.
Una banda specializzata, secondo le prime indagini dei carabinieri, per l'estrema silenziosità con cui hanno portato avanti l'azione. Sabato sera eravamo in cucina, lei stava guardando la TV, io stavo lavorando al mio PC, abbiamo sentito i cani dei vicini abbaiare, siamo anche scesi in giardino per controllare se era tutto a posto, poi vista la situazione tranquilla siamo rientrati. Purtroppo alle 11:30, quando siamo saliti nel piano superiore a dormire, ci siamo accorti che i cassetti del comò erano aperti e quindi abbiamo realizzato che i ladri erano entrati. Fortunatamente da noi hanno preso pochissime cose, qualche collana un po' con valore affettivo. Nessuna forzatura di infissi, altro segno distintivo di questa banda che, approfittando dei vicini ingressi autostradali, pianifica questi furti a macchia di leopardo tra le province di Treviso e Pordenone. Bottino più che ingente nell'abitazione invece confinante. Dai vicini sottostante, l'appartamento sottostante, sono rimasti parecchio tempo e hanno prelevato parecchi valori e anche dei soldi in contanti. In 40 anni non era mai successo che entrassero i ladri anche nella nostra zona, questa volta è toccato anche a noi e questo ci deve un po' far riflettere. In tal senso oggi il sindaco ha incontrato il comandante di zona dei Carabinieri per fare il punto della situazione su personale, tecnologie e attività di prevenzione con i cittadini. I suggerimenti sono quelli di implementare i meccanismi di videosorveglianza che, ripeto, tutti i comuni del mandamento del Vittoriese stanno attuando, partendo da Vittorio Veneto ma anche nelle zone di Cappella, Fregona e Sarmede e Cordignano. E poi la seconda cosa è aumentare gli agenti di polizia locale per quello che si serve, anche perché loro possono presidiare il territorio. Il controllo del vicinato, che se vogliamo è il nostro vecchio modo di vivere degli anni dei nostri nonni, no? Quello di continuare a scambiarci informazioni tra vicini qualora si ravvede la presenza di situazioni particolari, di persone particolari o sconosciute che si aggirano nei pressi delle abitazioni. È importante avvisare subito le forze dell'ordine. Allora Sindaca, intanto un abbraccio perché ho provato anch'io, so cosa vuol dire, ecco, rimani veramente sgomenta e non solo. Ma cosa sta succedendo? È possibile che non si riesca a fermare queste persone? È possibile che non si possa applicare una legge dove veramente chi sbaglia deve pagare? Poi sentiamo anche Montagnoli. Prego Sindaca. Allora, su questo purtroppo veramente stanno continuando i furti nelle abitazioni anche qui da noi in zona. Allora, oltre alla questione delle videosorveglianza, quindi attraverso l'uso delle telecamere, che però non sempre aiuta perché nonostante le telecamere si fa molta fatica a intercettare queste bande di ladri. Parlando un po' con i comandanti dei carabinieri, col comando, questi agiscono veramente in modo rapido e puntuale. Giungono attraverso le nostre autostrade nelle varie città, fanno quello che hanno individuato di fare e poi ritornano molto velocemente, prendono la via di Verona, Milano o quant'altro, quindi è veramente difficile intercettarli. Ora trovare delle soluzioni non ne abbiamo nell'immediato, veramente sì. Alle volte vediamo che poche volte avvengono degli arresti di delle bande, no? Poche volte assistiamo a questo e quindi ripeto, siamo un po' disarmati rispetto a questa situazione. Ripeto, l'unica cosa è cercare un po' di aiutarci tra di noi, tra le persone, tra i quartieri, tra chi abita i quartieri. Noi abbiamo ancora una città che è formata da cittadini che si conoscono, gran parte dei quartieri qua di Vittorio Veneto vivono una realtà di unità e di conoscenza, quindi un aiuto reciproco si può dare in questo senso, però veramente è preoccupante questo fenomeno dei furti in casa. Come ci saluta Sindaco? Che auguri vuole fare ai nostri telespettatori e telespettatrici che la stanno ascoltando? Allora, innanzitutto voglio ringraziare lei Mirella per tutto quello che fa e soprattutto per i messaggi positivi che continua a lanciare attraverso la sua trasmissione. È una voce fuori dal coro, se si può dire, è veramente però una voce importante. Quindi grazie a lei Mirella, io auguro a lei veramente un sereno Natale e di continuare
con forza la sua missione. E io auguro a tutti i trevigiani e i veneti in generale un sereno Natale. Mi rivolgo soprattutto alle persone più in difficoltà, soprattutto quelle che stanno anche poco bene nelle nostre case o negli ospedali, di farsi forza, di essere sempre positivi, di cercare sempre un sorriso. E così, e io spero insomma che ci sia un miglioramento nella nostra società. Siamo tanti a fare del bene e quindi spero sempre che il bene prevalga un po' su tutto, ecco. Grazie veramente, grazie. Salutiamo Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto, sei stati con noi, auguri anche da tutti noi, sindaca. Adesso vorrei anche passare a Michele Montagnoli, spero Michele che vada in porto un progetto molto importante, perciò ti chiamerò se questo va in porto, è una cosa che ci tengo parecchio, ma soprattutto perché dobbiamo fare squadra e dobbiamo forse capire tutti assieme che qualcosa si può fare, basta volere, e questo volere deve venire anche da parte della politica e delle istituzioni. Michele, che letterina scriveresti o hai scritto a Babbo Natale che vorresti nel 2025? Cosa vorresti che Babbo Natale ti portasse? Vorrei che Babbo Natale mi portasse la possibilità di aiutare più persone, e questo significa che avere delle attività che ci permettono di inserire più persone nel mondo del lavoro. Questa è la letterina che scrivo a Babbo Natale. Poi chiedo alle persone che sono e si sentono in difficoltà, che hanno dei problemi, di non far finta di niente e di cercare aiuto. Le persone che possono essere di aiuto ci sono. Tu, Mirella, sei un esempio per tutte le persone fragili, le persone in difficoltà, e grazie per quello che fai, grazie per lo spazio che dai alle realtà come noi e come il sindaco, che l'ho trovato un sindaco molto, molto sensibile alle problematiche che stiamo attraversando. Fatalità viene dal mondo del volontariato, Montagnoli, non a caso, vedi? C'è poco da fare. Chi ha una forma mentis legata al mondo del volontariato si pone diversamente con le persone in difficoltà. Senti Montagnoli, l'ultima domanda, ma te la devo fare. Hai paura tu delle baby gang, di questi ragazzi chiamati così? Secondo te si potrebbe lavorare in modo diverso con questi ragazzi? Cosa vuoi dire? Fanno proprio così paura? A te farebbero paura? Allora, a me onestamente non fanno paura le baby gang e non ho mai avuto a che fare con situazioni di disagio o di incontri con queste figure, ecco. Io, come avevo detto nella precedente trasmissione, sarei disponibile, e c'era un assessore del comune di Treviso, mi sembra, se non ricordo male, e che non ho più sentito. Ci eravamo ripromessi di dire: perché non facciamo qualcosa assieme per queste baby gang? Perché non portiamo chi viene trovato a fare qualcosa che non va, un gruppo di baby gang, questi gruppetti qui che poi stringi saranno 1 o 2 persone che coinvolgono gli altri, perché noi li affianchiamo lavorativamente parlando per un certo periodo alle nostre persone che tutti i giorni escono dal carcere a lavorare, così capiscono che quella strada non porta da nessuna parte se non a creare problemi a loro, alle loro famiglie e a tutta la comunità. A me piacerebbe molto questa cosa. Ti ringrazio veramente Michele di quello che hai detto, comunque sappi che se va in porto questo progetto cercherò di coinvolgerti il più possibile, perché secondo me sei la persona giusta per unire a questa squadra che stiamo cercando di mettere in piedi. Perciò tu sai che io faccio fatica, come dice la sindaca, a fare quello che faccio, perché veramente a qualcuno dai fastidio, non c'è niente da fare. Tratti dei temi e dei problemi che non vogliono vedere, specialmente una parte della politica, una parte delle istituzioni, perché ti devono dare risposte e loro invece di darti risposte cercano di segarti, così fanno prima. Però sai, è difficile segare la Mirella, anzi più mi seguono più mi viene voglia di andare avanti. Però il problema è questo, perché il diverso dà fastidio, il diverso ha bisogno delle risposte, le fragilità lo stesso, e loro non sono in grado di darle perché stanno mirando da un'altra parte. Basta vedere anche i bilanci che ci sono stati anche regionali, nazionali, e si capisce bene che le fragilità sono molto lontane dall'obiettivo che loro vogliono andare a parare. Come ci saluti, Michele?
Allora ti saluto Mirella facendo gli auguri a tutti i nostri telespettatori e alle persone che ti seguono, chiedendoti di andare avanti con la tua trasmissione, con la tua determinazione e con la tua sensibilità al mondo delle persone fragili. Buone feste a tutti quanti Grazie voi, Michele Montagnoli, ti ringrazio veramente, un abbraccio a tutti voi, a tutti i tuoi amici, a tutte quelle persone che veramente ti stanno attorno, perché state facendo veramente un'opera molto importante, proprio un'opera per tutta la comunità. Ecco, voi state lavorando per una comunità più serena e questa la dice lunga sui ringraziamenti che dovremmo fare noi, a te, a voi, per quello che avete messo in piedi. Grazie, grazie, buon Natale, grazie. Pubblicità. A presto, grazie. Due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Francesco Introvigni, Presidente sezione ANA di Vittorio Veneto. Grazie Presidente Introvigni di essere qui con noi. Saluto anche Elisabetta Rizzetto, Presidente Associazione Volontariato Amici di San Patrignano. Perciò parleremo di dipendenze, queste dipendenze che ormai non si sa neanche più quante sono, di cosa. Grazie, e partirei proprio da te Elisabetta Rizzetto. Quello che abbiamo sentito negli ultime settimane è una cosa sconvolgente, ragazzi, no, fatti, strafatti, impossibile che nessuno si accorga di niente. Questa mamma che denuncia in effetti che lei sapeva, che cercava sempre e sperava che questo figlio si allontanasse da queste compagnie che andavano anche a casa. Cosa sta succedendo? Questi genitori che hanno paura di chiedere aiuto, di farsi aiutare, di capire che forse è venuto il momento, anche tardi a mio avviso, di fare qualcosa. Ecco, tu l'hai vissuta, l'hai raccontata qui davanti alle telecamere, eppure si continua ad aspettare. E aspetta oggi, aspetta domani, poi ci ritroviamo questi ragazzi nelle carceri oppure in istituti ed è molto difficile la rieducazione. Prego Elisabetta. Beh, io sarò ancora ripetitiva per l'ennesima volta, Mirella, però sì, siamo sempre punto e a capo. Anzi, direi che la macchia d'olio si sta veramente sempre più allargando. Quello che io dico ormai da anni, non da mesi, che l'età si stava abbassando già anni fa e quello è la cosa ancora più, è già preoccupante un adulto o diciamo un ragazzo attorno ai 25-26 anni quando si scopriva che c'era qualcosa che non andava. Adesso in associazione, ormai ti parlo ormai da 3 anni, arrivano richieste di aiuto da parte delle famiglie ovviamente di ragazzini dai 15 ai 16 anni. Ingestibili, che i genitori sono costretti a chiudersi in casa perché girano con il coltello, ma non solo in casa, ovviamente vanno a scuola con il coltello, escono con questi gruppi di compagni, queste baby gang, non è che abbiano in tasca caramelle. E i genitori, cosa possiamo fare nei nostri genitori? L'unico aiuto che possiamo dare è di dire a loro denunciate. Però quando si parla di denuncia non li vediamo più e lì si ferma tutto, perché ovviamente se tu vai dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e non esponi proprio una vera e propria denuncia, loro non possono fare nulla, perché bisogna partire e allora lì il genitore fa marcia indietro, si spaventa ed è una trappola, capisci? Diventa quella famosa sabbia mobile che una volta che poi ci entri, uscirne è difficilissimo. Le cose degenerano, i ragazzi finiscono nei carceri, perché prima o poi vanno in carcere, anche in carceri minorili, e non è una soluzione, perché la soluzione per questi soggetti, per questi ragazzini, per queste famiglie, è un percorso di recupero serio, e ce ne sono tanti, perché io per carità sono referente della comunità di San Patrignano, uno di questi è San Patrignano, ma ce ne sono tantissime altre, a iniziare dai servizi del CERT con le loro comunità. C'è bisogno di un percorso di recupero, altrimenti ci ritroveremo una generazione, già siamo avanti come dicevi tu Mirella, ma veramente ci troveremo una generazione che noi stessi diciamo che sono più di 30 anni che siamo a contatto, ci stiamo arrendendo perché vediamo che cerchiamo con la prevenzione, perché tu sai quanta prevenzione
che cerchiamo di fare, no? Però dovremmo fare qualcosa prima di arrivare a tutto ciò. Dobbiamo iniziare molto prima e parte sempre dalla famiglia, perché se in famiglia non ci sono gli esempi, perché purtroppo c'è da dire anche questo, la vita è cambiata, siamo tutti di corsa, questi ragazzi che si rivolgono a noi, quei pochi che poi decidono di intraprendere un percorso, tu non immagini le angosce che c'hanno dentro, le angosce che raccontano a noi estranei, a noi persone che non siamo famiglia, no? Certo. E le famiglie non sanno neanche cosa stiano passando questi ragazzi. I loro figli, capisci, hanno queste angosce e il genitore non trova il tempo per ascoltarli, non tutti, per carità, perché adesso le famiglie mi metteranno al muro, perché ovviamente ci sono tantissime persone normalissime, famiglie normalissime, perché insomma. Sentiamo cosa ne pensa il presidente Introvigna invece, cosa si potrebbe fare per rieducare anche questi genitori, perché parte tutto da là alla fine, perché io fin là posso arrivare come scuola, ma dopo è a casa che tu ritorni, è a casa che tu vai, e se non ci sono delle regole oppure genitori più fragili dei figli non si va da nessuna parte, io cado un'altra volta nel buco. Prego, Presidente. Beh, sicuramente sì, condivido quanto diceva la signora Elisabetta, perché il primo nucleo fondamentale dell'educazione e della responsabilizzazione dei figli, dei bambini, dei piccoli che crescono è la famiglia. Poi viene la scuola, poi vengono le altre istituzioni. Dobbiamo sicuramente pensare a genitori meno iperprotettivi verso i figli, più attenti a quel che fanno soprattutto nel tempo libero. La scuola poi ovviamente deve fare la propria parte, lasciarli un po' meno vittime dei social media oggigiorno, o quantomeno cercare di verificare dove spendono il loro tempo. Io direi anche proporre qualche buona iniziativa che serva sia a socializzare sia a pensare anche a un futuro loro di impegno verso i bisogni, in forma gratuita. Noi soprattutto come Alpini insistiamo sulla gratuità del servizio, del volontariato, attraverso campi scuola. Noi ne proponiamo di 2 specie per i piccoli e per i medio-grandi, attraverso poi anche qualche esperienza di lavoro. Ad esempio io nel periodo estivo, durante il periodo scolastico, ho sempre cercato di impegnarmi in varie attività che producevano un beneficio sicuramente economico utile alla mia famiglia, ma soprattutto hanno dato a me esperienze conoscitive e lavorative utili per tutto poi il futuro mio. Presidente, pure voi l'avete detto molto chiaramente che non vi aspettavate tutti questi numeri di ragazzi che volevano fare questi percorsi di lavoro anche estivi. Siete rimasti un po' sorpresi del numero, e soprattutto quando voi terminate questi percorsi i ragazzi vogliono ritornare. Assolutamente allora sì. Perché qualcuno non ascolta questi numeri e fa sì che riusciamo veramente a capire che forse questi ragazzi stanno gridando aiuto, prendimi che sono qua, portami via, portami con te, magari lo dicono in altre parole, ma alla fine è questo che vogliono, sarebbero disponibili a fare questo, ma li ascoltiamo poco a mio avviso. Presidente, cosa dice? Ma indubbiamente noi proponiamo quell'esperienza utile, non riusciamo ad andare oltre a quelli che anche quest'anno sono stati 12 campi a livello nazionale, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, al Trentino Alto Adige, piuttosto che al Friuli Venezia Giulia, ma le possibilità per noi sono al momento di 850 posti per la ricettività, per i programmi, per il personale anche preposto alla loro formazione e al loro percorso, indubbiamente deve essere formato, preparato all'altezza del compito, e poi anche un discorso finanziario, perché si basa tutto sulle nostre risorse interne. Questo a livello nazionale. Gli 850 posti disponibili sono andati a ruba nel giro di meno di 24 ore, tanto per dire qual è stata la richiesta, e indubbiamente il numero degli aspiranti era notevolmente superiore. Speriamo di poter essere di esempio anche non solo per la nostra associazione, ma anche per altre realtà. Peraltro come associazione nazionale abbiamo un progetto depositato nelle aule parlamentari, giace, che
qualcuno possa magari toglierlo dai cassetti, rispolverarlo. Noi proponiamo un servizio di natura funzionale, organizzativo, civile, come Alpini ovviamente secondo il nostro stile, le nostre abitudini, i nostri valori, però sono molte le forme di possibile impiego dei giovani che poi, come lei ben prima diceva, escono contentissimi da questa esperienza, chiedono di tornare a fare l'anno successivo, ovviamente le possibilità sono limitate, proprio per dare la possibilità a chi cresce di poter affrontare questa esperienza, ma anche e soprattutto con i giovani, cioè quelli, parliamo all'età dei 14-15 anni, fanno questa esperienza di 10 giorni, 15, ad esempio senza il telefonino. È consentito loro usarlo solo la sera e sono contentissimi. Sono contenti i loro genitori che magari all'inizio, quando li portano, hanno qualche perplessità, un po' titubanti, poi alla fine si rendono conto che, come facevamo in epoca passata, ad esempio anche attraverso le parrocchie, i campi estivi eccetera, è un'esperienza fondamentale per la crescita. Allora andiamo a vedere anche questo video, testimonianze San Patrignano, per capire cosa succede in queste strutture, in queste comunità. Andiamo a vedere. San Patrignano mi ha donato ad avere più stimoli, a confrontarmi di più con le persone. Tanta pazienza. L'autostima, la dignità soprattutto. Sicuramente mi ha responsabilizzato molto. Cosa mi ha donato San Patrignano? Una colazione la mattina, un pasto. La vita che stavo buttando via. L'umiltà. La libertà di essere me stessa. Come è arrivata la mamma mi ha abbracciato forte, io non abbracciavo mia madre da non mi ricordo quanto tempo. Amicizia vera. Tanto grazie veramente Elisabetta anche per aver portato questo video, che la lista è lunga su quello che si può ottenere se veramente fai un percorso serio, e anche loro però devono crederci e cercare di uscire. Ma quanta fatica si fa, perché dobbiamo anche capire che dobbiamo fare prevenzione prima, perché uscire dalla droga non è così semplice come tu hai spiegato molto bene. Prego Elisabetta. Sì, beh, è la cosa più difficile che possa esistere perché comporta tanta fatica. E il nostro compito è di accompagnarli, noi con questi ragazzi cerchiamo anche di non mai giudicarli ovviamente, perché poi dietro c'è un mondo, dietro loro ogni tipo di sostanza, poi ogni tipo di droga, dietro c'è una facciata, c'è questa facciata che dietro c'è di tutto da scavare dentro loro, da recuperare, però avete visto adesso questi ragazzi come sono adesso, no? Io vorrei che voi li vedeste prima di questo, no? Perché lì vedi la differenza. Sono praticamente dominati, perché io li chiamo impossessati dal demonio, perché per me la droga è il demonio. E non sono più loro, non sono le persone che vedete adesso, perché erano quelle persone che, come vediamo in piazza, con le bottiglie rotte, che si sgozano, si tagliano, le fanno, ma ripeto, ma non per giustificarli, per carità di Dio, ma è proprio l'effetto delle sostanze, ma basta anche essere solamente con l'alcol, con qualche farmaco, perché poi fanno tutti questi miscugli con la chetamina. Adesso c'è la cocaina. L'osservatorio di San Patrignano parla chiaro, il 92% dei ragazzi che entrano ormai è cocaina. Allora volevo velocemente farvi un esempio. All'epoca, diciamo 30 anni fa, quando c'erano mio figlio e tutti i suoi amici, c'era l'eroina. L'eroina li placava, li calmava. Non abbiamo mai visto i nostri figli che facevano uso aggressivi, perché l'eroina calmava. L'eroina un po' alla volta è andata, non è sparita purtroppo, però adesso c'è la cocaina. Il 92%, è altissima la percentuale dell'osservatorio. La cocaina ti provoca aggressività, paranoie. Ecco perché ci sono queste aggressività, no? Perché questi ragazzi sempre di più usano questa sostanza abbinata, ripeto, con l'alcol e sono bombe ad orologeria. E pericolosissime, perché guardate, cioè, qui ci va di mezzo al morto, uno che usava eroina
veniva un'overdose e moriva da solo, per dirla, no? Perché uno scambio, ma qui proprio c'è l'aggressività da mettere in evidenza, perciò... Abbiamo Luciano da Desenzano, poi sentiamo il presidente Introvigne. Prego Luciano. Sì, Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Niente, io tra parentesi conosco 3 mamme che purtroppo tutte bravissime persone che hanno 3 figli maschi, ora quarantenni, ma io dico questo, ma questi prima di tutto non si potrebbe proibire ai minorenni di entrare in casa? Io mi sono sposato a 26 anni e mezzo, io con i miei amici andavamo a giocare a Pincanello, ma non sono mai andato a casa dopo le 11 di sera, tra parentesi. Sono troppo liberi. Io vedo le ragazzine di 15-16 anni al bar che fumano, sono troppo liberi. Non dico che c'è il sistema per guarire questi ragazzini drogati, ma perché Don Massi qualche anno fa, l'ho sentito io, dice su 100 ne guariamo 50% su 100 e su questi 50 altri 30-40% ritornano. Ci vuole qualcosa di duro, ci vuole. Non dico la galera, ci sono le comunità, ma ci vuole qualcosa di duro, ci vuole. Se i nostri padri andavamo a casa, non so, un po' tardi, ubriachi o qualcosa, erano botte, tra parentesi. Troppo, come si dice, troppo liberi sono. Troppo liberi, grazie, devo andare avanti Luciano, grazie, ma sei stato chiarissimo, presidente Introvigne, più chiaro di così. Una volta era diverso oppure c'è... io sono dell'idea che il mondo non è cambiato, sì, sono cambiate le sostanze, ma il problema è siamo sempre là, è l'educazione, il rispetto, questi valori che voi alpini avete di sicuro. Cosa c'è che non va in questi genitori? Ma è proprio così difficile fare il genitore, perché tutti dicono è difficilissimo fare il genitore. Cosa dice presidente Introvigne? È difficilissimo, certo, nel momento in cui non ci si pongono degli obiettivi, nel momento in cui non ci si misura anche con le realtà intorno, e oggi non mancano quello che può essere anche un processo propedeutico e formativo. Ma io partirei anche da una considerazione basilare che ha tirato in ballo il signor Luciano, il concetto di libertà. Sono troppo liberi, certo, nella misura in cui noi lasciamo fare. Allora una delle nostre pietre miliari come alpini è quella di dire che prima dei diritti vengono i doveri e quindi partendo da questo presupposto dobbiamo reintrodurre il concetto anche nella scuola dell'educazione civica, che è basilare, nell'insegnare quali sono le forme organizzative e sociali, il rispetto anche delle gerarchie. Io dico sempre che c'è un tempo per obbedire, poi viene tempo anche per, così dire, tra virgolette, comandare, o meglio così, coordinare e dirigere. Credo che vada fatto passo passo questo processo educativo e formativo. I giovani se indubbiamente possono disporre del loro tempo libero, ma anche nella scuola di avere atteggiamenti così troppo permissivi, inforcano una strada che non porta molto lontano. Bisogna tornare un po' alle origini, a quella che è stata la nostra formazione, ad avere rispetto, cominciare appunto in famiglia, ad essere comunque osservati, ad essere anche controllati, ad essere anche qualche volta presi attraverso provvedimenti di comportamento educativo, frutto dell'esperienza anche del mondo in cui si vive, e tutte le istituzioni devono concorrere a questo, perché poi si arriva
come diceva bene Elisabetta anche, ma altri ancora, si arriva magari qualche volta ad avere i rapporti con il mondo della giustizia che poi diventano anche provvedimenti coercitivi seri e impegnativi che non portano poi molto lontano, addirittura il carcere, dove abbiamo sentito e capito che insomma l'educazione che ne deriva è quella che è. C'è chi entra in un certo modo e corre il rischio di uscire peggio. Allora Elisabetta, tu come mamma ti sei messa in gioco, ti sei rimboccata le maniche e hai pensato, e poi è quello che poi hai fatto, bisogna che io faccia qualcosa per evitare che altre famiglie, altre mamme, altri genitori passino quello che ho fatto io. È un'esperienza che ti segna, tu sei stata molto segnata, molto provata, si vede ancora oggi. Una parte di te non tornerà più, che era l'Elisabetta che io ho conosciuto tanti anni fa, perché sono esperienze devastanti. Ecco, e sono anche esperienze che ti fanno però capire che bisogna fare prevenzione, non bisogna vergognarsi, bisogna ammettere il problema che c'è, cercare di capire con chi affrontarlo e come affrontarlo. Ma perché ci si vergogna così tanto nel momento che hai un problema? Ad esempio, io sento molto la parola psicologo, ma vuoi parlare di psichiatra? Assolutamente, questa è una parola, eppure è una persona molto competente che studia una parte del tuo cervello in maniera diversa. Certo. Eppure questa parola fa paura. Ecco, l'ho sentita anche dagli addetti ai lavori. Ecco, perché ci si vergogna così tanto di affrontare il problema quando sai che invece qualcuno ti può aiutare anche a risolvere, ad accompagnarti su un percorso terribile? Ma quando ti capita, poi ci vuole tanto tempo per poi... quando ti capita, penso che sia la cosa peggiore che possa capitare a una famiglia, perché quando scopri che tuo figlio fa uso di sostanze e tu pensi di essere stato un genitore per bene, un genitore con dei valori che l'hai trasmesso perché non mancava niente in questa famiglia. No, infatti io ti porto sempre la mia testimonianza, dico ho avuto un figlio dopo 13 anni. E sono cresciuti totalmente diversi. Sono diversi anche loro, ovviamente, perché tutti i figli non sono uguali. Però con uno ero giovanissima, ho delegato. L'ha cresciuto la nonna. Difatti vedi anche adesso tutti sti nonni, questi ragazzini diventano matti per i nonni. Quando manca un nonno soffrono più che mancasse un genitore loro, perché i nonni anche all'epoca mia, 52 anni fa, l'hanno cresciuto loro, l'hanno cresciuto nella maniera migliore, perché erano due persone fantastiche, ma probabilmente a mio figlio non bastava l'amore materiale, perché per me era la cosa più bella e più grande che mi fosse capitata nella mia vita, però c'era da creare di tutto e di più, progetti con mio marito, avevamo una vita che non potevamo di sicuro accudire, o se no ci volevano delle rinunce. Delle rinunce che difficilmente si riesce a fare, no? Perché lavoro, sempre di più lavoro, per crearti una casetta, per fare questi progetti che hai in mente, questi sogni, trascurando la cosa più importante, non ascoltando i suoi momenti di solitudine. E queste cose se non parti da quando sono piccoli, ti li ritrovi a 15 anni, con la nascita poi di un fratello che da quel momento è cambiato da così a così, perché ovviamente ho detto farò il secondo figlio quando potrò crescermelo io e non delegare gli altri, e così è cresciuto il secondo. Il secondo, ma adesso per carità poteva capitare anche al secondo, ma il secondo non ha mai fumato, non ha mai bevuto, è una persona normalissima, cioè, capisci, un figlio che non è che non è stata brava la nonna, sono stata più brava io, però osservavo, lo ascoltavo, cercavo di capire e di confrontarmi sempre io come genitore quello che è mancato all'altro, che poi è uscito, perché poi quando ci siamo ritrovati con il problema ho chiesto ma perché? Perché io cercavo i perché, a parte la vergogna che dicevi tu, che ti senti proprio un fallimento come genitore, è un fallimento totale, perché ti rendi conto che sei stata tu quella, e invece poi non è così, perché non è solo colpa del genitore, qualcosa sicuramente non ha funzionato, però probabilmente di base c'era la sua fragilità, la sua debolezza, un ragazzo molto buono di fondo,
che però ha incontrato la droga e la droga le ha fatto bene. Stava bene? Lui stava bene, come tutti i ragazzi che mi dicono perché, quando chiedo il perché. Perché Betty, io ho sottovalutato il fatto che mi sentivo non all'altezza, perché magari o vedevo le mie amiche che erano più belle di me, mi dicono ste ragazze, e io credevo e invece non era così. E però perché ho iniziato con il bere, perché fumavo la sigaretta, perché mi distraevo con il cellulare, andavo nei social, perché mi portavano da un'altra parte e non mi facevano sentire, capisci, adeguata, e avevo bisogno di queste sostanze per sentirmi al pari di loro, no? Quando invece, dopo un percorso educativo e di comunità, non ho più avuto né cellulare, né alcol, né sostanze, mi sono resa conto che potevo vivere benissimo, ma senza questo percorso, questo passaggio, perché è difficile che la famiglia, sai, riesca da sola, non ce la fa. Io dico sempre, benedette queste realtà che ci sono di aiuto, perché veramente... E la vergogna ti passa nel tempo, guarda, dopo io ho 30 anni, sono ancora qua che porto la mia esperienza e sinceramente dico, ho avuto tanto bisogno anch'io all'epoca, e se non avessi avuto queste persone... Cioè, il messaggio di Elisabetta è quello, fatevi aiutare, non abbiate problemi. Noi siamo volontari, non chiediamo nulla, perché lo facciamo proprio con il cuore, e se siamo ancora qua è proprio perché ci crediamo. Allora, Presidente Introvini, come si aprirà il 2025? Ecco, cosa sperate? Quali sono i passaggi che farete fondamentali? Siete il corpo più frequentato dalle famiglie, avete dei numeri incredibili che solo voi, bisogna dirlo, riuscite a fare. Ecco, voi riuscite a coinvolgere le famiglie e non è una cosa semplice. Ecco, e questo dovete continuare, perché se perdiamo anche questo, vero Elisabetta? Vuol dire che abbiamo perso 3/4 di quello che abbiamo ottenuto in tanti anni, anche del vostro sacrificio, del vostro impegno. Indubbiamente dobbiamo dare atto, e ringraziamo buon Dio di questo, che abbiamo ancora molta credibilità. Siamo per certi versi anche di esempio, ma lo si dimostra attraverso il comportamento altrui, non certo quello, non vogliamo autoglorificarci, però porto un esempio. Scusate, il 16 novembre scorso abbiamo partecipato come ogni anno alla giornata della raccolta alimentare, del Banco Alimentare. Che ringraziamo sempre. La nostra sezione, che è piccolina, voglio dire, costituita da 19 gruppi, ha contribuito a questo con l'attività di 15 gruppi in una decina di supermercati. Le derrate alimentari sono state pari a 96 quintali, che non sono tantissimi, però se le commisuriamo al territorio eccetera, diventano anche un granello prezioso e utile nell'insieme nel novero nazionale. E basta capire e vedere l'atteggiamento, perché ovviamente gli alpini si portano davanti alle entrate, portano il cappello, vestono la casacca, indica appunto la motivazione della giornata, offrono il sacchetto e tantissime persone lo prendono volentieri, prendono quel che possono e quel che credono opportuno e depositano. Ecco, questo è un modo per dire che insomma alcune forme di collaborazione per il bene sociale sono soprattutto importanti e utili, ed è una forma appunto di credibilità. Ma noi ci proponiamo in questo anche in tanti altri atteggiamenti, perché a parte il fatto che è nel nostro DNA, nello statuto, scritto peraltro 105 anni fa da chi ha fondato la nostra associazione ed è ancora attuale, che è quello della solidarietà, dell'aiuto a chi ha lo stato di bisogno, della fraternità, del condividere i percorsi, del dare nel momento in cui c'è possibile verso chi sta peggio di noi. È fondamentale, e anche in questo processo sarebbe opportuno che entrassero i giovani. Qualcuno ce la fa, qualcuno è indirizzato e invogliato, molti altri stanno sulla porta a guardare. Ma oltre a questo c'è anche un contesto più nazionale di credibilità, e l'abbiamo anche per la prima volta portato lunedì scorso in Consiglio regionale del Veneto, ospite del Presidente Roberto Ciambetti, e là sono stati presentati i grandi numeri della solidarietà alpina, ma non per vanagloria o per dimostrare che noi siamo bravi, ma semplicemente per far capire che basta mettersi buona volontà e si arriva molto lontano. Si arriva, ad esempio, a livello nazionale a un valore
sia in denaro raccolto devoluto poi appunto alle buone iniziative, sia in ore di lavorative gratuite, perché per noi fondamentale è proprio la gratuità del volontariato, pari a più di 71 milioni di euro. 2.600.000 ore lavorative, non è cosa da poco. Noi come sezione nel nostro piccolo abbiamo raggiunto quasi il 500.000, quindi significa che con un po' di buona volontà, soprattutto col far gruppo, soprattutto col mettersi insieme, soprattutto col fare anche delle piccole rinunce personali, però è possibile raggiungere i grandi risultati. La ringrazio di quello che ha detto, Presidente. Io spero che qualcuno si renda conto che queste opere che voi fate sono opere importantissime, perché voi insegnate il rispetto, l'educazione, quei valori fondamentali per un percorso veramente di educazione civica, e dovete essere supportati. Io mi ricordo quando lei è venuto qua che ci parlava del 5 per 1000 che ve l'avevano tolto, non facevate, ma era veramente indignato e avvilito, perché capite dove andavano a togliere a chi veramente dà nel territorio, cerca di contribuire per una comunità più serena, e questa la dice lunga su quello che è il percorso, che poi veramente si è risolto fortunatamente, dico io, perché veramente era una cosa gravissima rispetto ai progetti che voi portate avanti per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Allora andiamo a vedere anche questo video sempre di San Patrignano, sui figli San Patrignano, andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Lasciando la libertà ai propri figli di esprimersi. Secondo me qui il tema non è parlare con i propri figli rispetto all'uso di sostanze, il tema è dialogare con i propri figli, perché voglio dire, se tu hai la capacità di dialogare con i tuoi figli puoi affrontare qualsiasi tipo di tematica. Spesso i genitori hanno paura, no? di dialogare con i propri figli, si sentono a disagio ad affrontare certi argomenti, e quindi secondo me la soluzione è aprire un canale di dialogo con i propri figli, e quindi affrontare di conseguenza ogni tipo di argomento, lasciando la libertà ai propri figli di esprimersi, di esporre le loro opinioni anche su argomenti come dire, che sono spesso difficili da trattare. Allora, sesso, droga e rock and roll, si diceva una volta. Sesso, droga, omosessualità, lesbo, tutte parole difficili per un genitore, anche genitori molto giovani fanno fatica a dialogare di queste cose con i loro figli. Invece bisogna dialogare con i loro figli, lo chiedono loro stessi. Ecco, non sono discorsi così difficili come si pensa. È il coraggio di parlare di una cosa normale, del corpo. Può essere che ormai certi ragazzi trattano il corpo femminile come un oggetto per il loro piacere, basta, ma un oggetto, non c'è amore, non c'è emozione su quel rapporto, perché a loro non viene insegnato. La sessualità a scuola è tabù, una volta si faceva, io ho avuto degli esperti, adesso non si fa più. Perché c'è questo problema, secondo te, di non capire invece che bisogna tutti assieme affrontare questi temi da piccoli? Ecco, io ho avuto un atanologo, non sapevo neanche io che esisteva, ad esempio, che parla ai bambini della morte. Certo. Il problema di capire fin da piccoli cos'è la parola morte, crescere con questa parola, perché ormai anche qua hanno alzato l'asticella. Certi ragazzi non hanno più paura di questa parola, e questa parola vuol dire la distruzione di famiglie intere, perché poi non rinasci più, quando ti muore un figlio una parte di te se ne va. Ecco, cosa vorresti dire tu, Elisabetta? Capisci che ancora di più torniamo di nuovo che ci vorrebbe una comunità educativa per le famiglie, è quello che mi hanno ribadito ancora anche ieri che sono tornata da San Patrignano. Il percorso educativo per un ragazzo che ha problemi di dipendenza è durissimo, ve lo posso assicurare, ci vogliono anni, perché non basta un anno, non bastano 2 e anche a volte 3. Ma il genitore come può affrontare queste cose qua se anche lui non ha qualcuno
perché non è che lo posso insegnare io l'educazione sessuale, che cosa devono fare con i ragazzi, perché cioè, è un tema importante, delicato. Per questo dicono che ci vorrebbe veramente, che ne so, un consultorio familiare, dove che le famiglie veramente sentano il bisogno di andare a imparare per poi educare i figli, perché mancano le basi, capisci? Non puoi inventarti tu un genitore giovane, cosa le dico, cosa le insegno? Sì, porti la tua esperienza, ma bisogna vedere che esperienza poi che tu hai avuto nella tua famiglia, perché c'è gente Perciò tu povera. dici che è anche difficile trovare questo dialogo Sì. con questi temi Sì. molto delicati. Presidente Introvigne, ecco, voi siete cresciuti in un mondo anche diverso, però quello che avevate, che adesso a qualcuno manca, sono i valori, e siamo sempre il valore automaticamente porta al rispetto. È un valore che un po' alla volta da piccolo era una famiglia allargata, c'erano molti fratelli, sorelle, c'era sempre un qualcuno a cui tu ti rivolgevi, che magari ti dava delle risposte che magari il papà o la mamma non chiedevi. C'era questa comunità molto ampia di famiglia allargata. Adesso i ragazzi dove vanno? Giustamente Elisabetta dice: è difficile, sai Mirella, parlare di questi argomenti da parte dei genitori, perché anche lei non è stata educata a questo dialogo fin da piccole. Invece è là che si dovrebbe iniziare, anche nelle materne, a parlare di queste. Io sono dell'idea che se non ci fossero queste maestre dovremmo inventarle, perché sono, a mio avviso, quelle che veramente hanno capito l'educazione dei bambini e ce la stanno veramente, guardate, mettendo tutta. Prego, Presidente Introvigne. Ma io non so se sono un vecchio nel pensare e nel dire, ma a parte che con la signora Elisabetta penso che abbiamo Siamo più o meno la stessa sì, età, infatti. quindi abbiamo fatto percorsi pressoché comuni. Dicevo appunto che non so quanto giovi ad esempio quel rapporto di eccessiva confidenzialità con chi è più anziano di noi, chi ha un ruolo di guida o di insegnamento, con la maestra, con il docente della scuola, con il parroco, per dire, piuttosto che con altre figure importanti. A noi è stato insegnato che il senso di rispetto è anche quello di dare del voi o del lei alle figure di riferimento, perché non tanto perché ci debba essere in soggezione psicologica, quanto perché è proprio il ruolo e la funzione che è diversa. Ad esempio, noi tra alpini diciamo che a tutti i livelli e a qualsiasi grado ci diamo del tu, perché ci riconosciamo dentro una determinata associazione, configurazione e ruolo. Però è altresì vero che quando io incontro il Presidente nazionale do del tu e ci parliamo in confidenza. Quando siamo in veste ufficiale e formale, magari in un contesto, come dire, pubblico, io do del lei al mio Presidente. Ecco, non so se questo è un modo per rendere l'idea di quanto intendo dire nella forma di rispetto delle ruoli e delle funzioni, ma è significativo commisurarsi, come dire, per gradi, che poi prima o poi tutti passano e arrivano. E quindi anche i ragazzi hanno bisogno, secondo me, di punti di riferimento, perché l'eccesso di confidenza porta a limare, come dire, non tanto gli ostacoli quanto i passaggi. Sono fondamentali determinati passaggi a mio modo di vedere. Quindi ritengo che anche questo sia un processo educativo che vada un po' rivisto, revisionato. Non dico che è stato il nostro modo, anche quello dei nostri genitori, quello in assoluto il migliore, però abbiamo visto che in tanta strada che si è fatta i risultati raggiunti non sono sicuramente quelli sperati. Io invece sono dell'idea che non è il tu o lei che crea il problema, è sapere anche dire ciao. Non dicono più niente, non salutano. Cioè non è più che il buongiorno, il buonasera o il ciao, non è quello, Presidente, che fa il problema. È il rispetto della persona che tu incontri, il saluto, non lo fanno più, non ti salutano più, non ti guardano più. Loro, vedi,
hanno come dei paraocchi, oppure guardano sempre per terra. Io una volta ho detto a un gruppo di ragazzi, mi pare dei vecchi democristiani che si guardava sempre le scarpe, quando chi ti incontrava, si guardava sempre a punta di scarpe. Ho detto, siete dei piccoli democristiani. Cosa vuol dire? Mi hanno detto. Adesso vi spiego io cosa vuol dire. Cioè questa paura di incontrare gli occhi di qualcuno, perché sai che quel qualcuno, in base a come sei, a come ti comporti, ti giudicherà. Perciò tu non guardi. E perché non guardi? Perché tanto sai che non verrai ascoltato. Alla fine, ecco, è l'ascolto. L'ascolto quanto importante è, Elisabetta? Assoluto, in assoluto è la cosa più importante. Allora, tu devi riuscire a toglierle quella maschera, perché loro si presentano, sono sacchi vuoti, con questa maschera, e tu devi avere proprio il dono dell'ascolto. E quando loro questo lo percepiscono, cominciano a fidarsi, quel sacco si riempie e si aprono, perché sono persone straordinarie, hanno solo bisogno di essere, perché la tecnologia, cioè veramente hanno portato alla solitudine, a crearle proprio, e soprattutto la fragilità, è la fragilità che spaventa, sai Mirella, a me tantissimo, perché non riescono più ad affrontare il dolore. Il dolore non lo conoscono. No, se lo procurano, si fanno loro del male. Ma capisci? A me è morta la mamma che avevo 14 anni, con 2 fratellini piccoli. A me mio padre non mi ha tenuto come fanno tanti genitori, no, è morta la nonna, non la facciamo vedere, non possiamo, tuteliamoli dal dolore. Io il dolore me lo sono vissuta tutta, mi sono voluti anni per attutire questo dolore, mi hanno portato in ubitorio, sono stata in cassa da morto con mia mamma, ma mi ha fatto diventare la donna che sono adesso a 70 anni, sai, perché sono prove forti. Io il dolore ne ho passati di tanti dolori, ma ho saputo anche affrontarli, ma grazie credo anche perché il mio padre mi ha fatto conoscere il dolore, l'ho vissuto e l'ho combattuto. A questi ragazzi si cerca di tutorarli in tutto. Vedi, tuo padre ti ha fatto conoscere la morte. Capisci? Quella che dicevi prima, hai capito? E invece adesso no, qua poveretto, no, poveretto di là. No. Ma tu pensa, Mirella, voglio dire sta cosa qua. Intanto ringrazio le istituzioni, perché noi sul nostro territorio siamo fortunatissimi, perché hanno sempre investito e stanno investendo tantissimo proprio anche a livello economico per la prevenzione. Noi abbiamo i ragazzi delle scuole superiori, medie, che vengono a contatto con questi ragazzi che avete visto, giovanissimi, che portano la loro testimonianza e la portano ai ragazzi nelle scuole, negli spettacoli, le corriere che vanno in comunità. E questa è proprio la prevenzione che c'è bisogno, anche di questa c'è bisogno, perché tu dovessi vedere... Toccare con mano, sì. Perché si guardano e si rispecchiano, no? Perché dicono, anch'io ho questo problema, e ascoltano in silenzio, che tu non hai neanche la minima idea, perciò la prevenzione, e poi torniamo di nuovo, però la famiglia che ci aiuti, perché sennò... Allora, sentiamo come ci saluta il Presidente Introvini, ormai siamo in chiusura e le ho chiamata proprio per gli auguri di Natale. Presidente Introvini, che auguri vuole fare ai nostri telespettatori e telespettatrici, tantissime che la stanno ascoltando? Beh, innanzitutto io spero e mi auguro che il 2025 sia un anno fondamentale per il recupero di certe situazioni oggi purtroppo gravi, ed è quello del pensiero che va alle guerre, troppe, 56 nel mondo, anche se tutti i giorni ne parliamo soprattutto di 2, tra cui una a noi molto vicina, ma ci sia un progetto di pace concreta, realizzabile, col concorso di tutti anche nelle nostre piccole azioni quotidiane, ed è quello appunto a cui speriamo tanto. E allora dico che se nella Giornata Nazionale di Vicenza lo scorso maggio il nostro motto è stato il segno di pace degli alpini, e le abbiamo fatto fiorire varie argomentazioni, ecco, quello del prossimo raduno di maggio, che sarà a Biella, è quello degli alpini portatori di speranza. Noi vogliamo essere portatori di speranza, peraltro siamo anche in linea con quanto ha proclamato Papa Francesco nell'anno santo. Speranza per tutti, per i più deboli soprattutto, per quelli che hanno bisogno, per i sopraffatti, per quelli che subiscono violenza e guerra, e quindi l'augurio è soprattutto questo, di speranza e di pace. Quindi ne approfitto anche perché siamo ormai a Natale, per celebrare un santo Natale. Gesù bambino venga dentro i nostri cuori,
ci rabbonisca e poi ci proiettiamo verso appunto un 2025 che sia diverso da quello che è stato il passato. Grazie a Francesco Introvigne, Presidente sezione ANA di Vittorio Veneto, di essere stato con noi. Grazie Elisabetta Rizzetto, Presidente Associazione Volontariato Amici San Patrignano. Grazie di esserci sempre, Elisabetta. Grazie a te. È veramente, Grazie guardate, io veramente ammiro questa donna perché ha saputo ancora una volta, come le mamme che fanno parte della mia associazione, rimboccarsi le maniche e cercare di aiutare altre realtà che veramente non hanno il coraggio di fare questo. Grazie a voi, auguri e buon Natale a tutti. Grazie, pubblicità. Grazie a tutti. Dall'indagine che noi vediamo è che sicuramente è una sostanza che è attenzionata sia da parte dell'opinione pubblica che da parte anche dei ragazzi che noi accogliamo in servizi residenziali. È un argomento che vogliamo tenere monitorato perché vogliamo capire con i numeri alla mano quanto è diffusa, quanto le persone la ricercano come una sorta di risposta dei bisogni disfunzionale che fa del male, ma che loro vivono purtroppo in questo modo. Analgesico, ma anche sostanza dissociativa che permette di affrontare situazioni che altrimenti difficilmente si avrebbe il coraggio di fare. È la chetamina, salita alla ribalta delle cronache in questi giorni dopo i violenti fatti di via Castelmenardo. Da un'indagine interna condotta dal CEIS negli ultimi mesi tra i suoi utenti, il consumo di questa sostanza risulta in aumento. 48 le persone con un'età media di 28 anni prese in esame, l'85% ha consumato chetamina almeno una volta nella vita. Di questi il 41,5% ne ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno. E ora a preoccupare gli operatori c'è la cosiddetta droga degli zombie, il fentanyl. Come servizi del privato sociale e anche del pubblico stiamo cercando di prepararci nel caso in cui questo diventi un fenomeno rilevante. Nel 2024 il CEIS ha accolto nei suoi 6 centri per i servizi residenziali 220 persone tra dipendenza e salute mentale. Da segnalare un aumento dei giovani presi in carico che hanno manifestato una fragilità dal punto di vista psicologico e per la prima volta nei 40 anni di attività del CEIS si è raggiunto il 50% di accessi di donne per consumo di sostanze. In primis tabagismo e alcol e poi anche di conseguenza anche altre tipologie di sostanze. Una domanda di aiuto dunque crescente a cui non sempre si riesce a dare una risposta immediata. Aumentano anche le nostre liste d'attesa perché evidentemente le persone che chiedono aiuto al servizio pubblico poi di fatto sono più di quelle che in questo momento possono essere accolte dal privato. C'è bisogno soprattutto di creare nuovi servizi che siano più pertinenti a quelli che in qualche modo sono i gridi d'aiuto delle famiglie e dei giovani. E saluto il dottor Domenico Marco Bonifatti, medico neurologo all'ospedale di Treviso. Grazie dottor Bonifatti di essere ritornato a Sveglia Veneti. Saluto anche la sindaca Francesca Altin, sindaca di Cairano San Marco. Grazie anche a lei di essere qui. Ma partirei proprio dal dottor Bonifatti. Cosa sta succedendo, dottore? Come possiamo aiutare queste famiglie, questi ragazzi? Abbiamo sentito prima Elisabetta quanto dolore, quanta fatica ci si accorge dopo, la prevenzione quanto è fondamentale, il pericolo, perché non si rendono conto di quanto male si fanno questi ragazzi. Prego, dottor Bonifatti. Ma sicuramente la formazione è sempre la cosa più importante. Sono stato contattato anche per fare alcune lezioni in qualche istituto della Marca sull'argomento effetti neurologici delle droghe. Credo che questo sia, diciamo così, l'approccio più corretto, cioè dare tutte le informazioni necessarie per far capire quanto gravi possono essere proprio gli effetti neurologici sia a breve ma soprattutto a medio e lungo termine, cioè ogni volta che noi introduciamo un tossico come una droga nel nostro organismo non ci sono solamente gli effetti immediati che già sono importanti, ma subiamo degli effetti a livello neurologico che ci portiamo dietro un pochino per sempre, perché i neuroni sono delle cellule che non è che rigenerano, quindi quando li abbiamo persi, quando li abbiamo danneggiati, la plasticità cerebrale arriva fino a un certo punto
Dottor Bonifatti, quando lei andava in questi istituti ha visto interesse? Si rendono conto che bisogna che siano attenti a seguire quello che lei dice, a cercare di fare anche un percorso alternativo, chi ha già iniziato a fare uso, ma poi è difficilissimo anche uscirne. Come vede questi ragazzi quando andava in questi istituti o va in questi istituti, dottor Bonifatti? No, io li vedo molto interessati, anche perché appunto magari hanno delle informazioni assolutamente parziali, raccolte tra virgolette per strada, cioè nei luoghi pubblici, quindi non hanno informazioni scientificamente corrette dal punto di vista neurologico, per cui io inizio sempre, diciamo, queste lezioni spiegando ai ragazzi intanto come è fatto il cervello, come lavora e quali sono le sue peculiarità e quanto delicato è questo organo e quindi da preservare, da coltivare, da far crescere più che non da distruggere. Quindi iniziando, diciamo così, da questa base, poi li vedo abbastanza interessati nel capire l'effetto delle droghe sul cervello. Ma prima partiamo spiegando che cos'è il cervello, come funziona. Questo mi pare un po' centrale, ecco. Sentiamo anche cosa ne dice la sindaca di Francesca Altin, la sindaca di San Marco, di Carano San Marco, soprattutto ecco questo genitore che bussa alle vostre porte, questa comunità che non sa a chi rivolgersi, cosa fare, come mi devo comportare. Sindaco, mi aiuti lei, sono le parole tranquille che sento tutti i giorni perché è la prima porta che bussano. È proprio così, è una vergogna, come diceva Elisabetta, fai fatica ad ammettere che hai fallito come genitore. Prego, sindaca. Credo sia una cosa naturale per ogni cioè, il lavoro del genitore è difficilissimo e quando poi ci si trova che il figlio non ha preso la strada che abbiamo pensato di avergli insegnato, abbiamo pensato che prendesse, ovviamente magari il genitore lo vede come un fallimento, però appunto ci sono strutture che possono aiutare. Credo anche che siamo tutti nella stessa barca come genitori e ammettere che qualcosa non è andato giusto e chiedere aiuto è già una cosa grande e importante. E poi se c'è questo lavoro fatto sui ragazzi, che sono ragazzi, secondo me, abbiamo ragazzi potenzialmente intelligenti, capaci, solo che bisogna farli ragionare. E come diceva il dottore prima, già spiegargli come è fatto il cervello forse serve perché li mette di fronte ad una realtà e secondo me hanno la capacità di comprendere. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento dove abbiamo sentito abbiamo 6 milioni di poveri, che sono famiglie che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese, dove c'è dovremmo avere attenzione più alle fragilità, ma non ci siamo, non abbiamo le case, non abbiamo i numeri proprio economici per aiutarli. Ecco, cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Mi spaventa più l'indifferenza, secondo me, perché in questo momento nelle nostre comunità, il mio comune comunque fa 8.000 abitanti, quindi non è così ampio. Io vedo che ci sono ancora tante associazioni, tante persone che fanno per gli altri e finché questa rete di sostegno c'è, anche se le istituzioni fanno fatica, però c'è una rete di sostegno, si riescono ad arginare delle situazioni più gravi, ecco. Se questa rete viene a mancare, se creiamo una società di indifferenza, ecco che allora forse anche queste realtà dilagano. Allora, dottor Bonifatti, quello che però ci accorgiamo, come dice anche la sindaca Altin, è che questo ragazzo è curioso, vuole sapere il perché, vuole conoscere soprattutto, vuole essere intrigato e lei lo ha capito perché lei ha detto quando io mi presento loro sono molto attenti, sono curiosi, questo cervello li incuriosisce molto, ecco, forse dovremmo lavorare più su questo, ecco,
cercare di intrigarli con qualcosa che gli interessi veramente, che può essere anche il cervello, cerchiamo di puntare là, visto che è difficile intrigarli, prego, emozionarli soprattutto. Prego, dottor Bonifati, cosa dice? Dovremmo puntare più su questo, portarli più sugli ospedali, ecco, partecipare anche ai vostri convegni, a queste diapositive che fate vedere, a queste slide, coinvolgerli, sentire cosa ne pensano. Prego, dottor Bonifati. Ma credo che questo si stia ovviamente facendo, poi chiaro che andando nelle scuole si va proprio lì dove è necessario, però la Società Italiana di Neurologia ha sviluppato podcast, c'è la Settimana Mondiale del Cervello, cioè dal punto di vista della neurologia si sta facendo molto proprio per, tra virgolette, informare le persone su quello che è il sistema nervoso centrale, le malattie che lo possono colpire e nel nostro caso eventualmente gli effetti di sostanze o droghe. Queste sono tutte attività che sicuramente appassionano i giovani, per natura sono curiosi. Sta a noi adulti, tra virgolette, trovare i modi per incuriosirli, per diciamo così, attrarre la loro attenzione. I podcast, per esempio, della Società Italiana sono un modo, perché sono, diciamo, il loro modo di conoscere la realtà. Ecco, ai miei tempi c'erano di più i sacri testi, i libri, adesso questo sicuramente un po' meno, quindi dobbiamo trovare o usare i canali che loro utilizzano, ecco, perché dobbiamo utilizzare i canali che a loro piacciono, su cui sono più attenti, e loro su quei canali apprendono tantissimo se le informazioni vengono date nel modo corretto, cercando di incuriosirli. Insomma, io credo che il cervello sia un organo, d'altra parte vabbè, è un giudizio un po' di parte ovviamente, però è un organo affascinante, quindi, ed è clamoroso come le conoscenze anche così generali siano così poche su come funziona, su come lavora. Si possono a volte le cose anche cose complesse si possono semplificare e renderle facilmente comprensibili. Questo è quello che è il nostro ruolo, insomma, non serve, diciamo così, spiegare nel dettaglio tutti i circuiti annoiando o diventando ermetici, ecco. Dobbiamo rendere cose complesse semplici, questo credo che sia il segreto. Allora, professor Bonifati, quello che mi fa piacere anche è perché un po' alla volta si capisce. Io ho avuto il professor Cozzi, ho avuto anche il professor Gerosa, che tornerà a trovarci al 31 dicembre, ecco, questo intervento a cuore battente, e avevo anche il professor Romano alla mia domanda, perché la domanda che si faceva a casa: ma sei proprio morto con questo cuore battente qua? E lui ha spiegato molto bene che parte tutto dal cervello. Ecco, è là che veramente si capisce se una persona è morta o fa fatica, perché uno pensa il cuore batte e sono ancora vivo. Ecco, sono domande che si pongono e mi hanno detto: ha fatto bene a fare questa domanda, perché ancora qualcuno non riesce a capire che parte tutto dal cervello. Ma conosciamo, ecco, veramente una parte poco del cervello? Cosa ci dice? Sono stati fatti dei passi avanti? Dottor Bonifati, cosa ci racconta questa mattina? Ma assolutamente no, adesso attualmente diciamo che il Novecento e ancora più il 2000 sono stati anni, diciamo così, di grande esplosione per la punto di vista delle conoscenze sul cervello. È chiaro che non conosciamo esattamente nel dettaglio questo organo incredibile che è un computer sofisticatissimo, però abbiamo capito quantomeno i sistemi principali, quindi il sistema motorio, il sistema sensitivo, il sistema visivo. Abbiamo capito come le informazioni vengono elaborate a livelli successivi, quindi dalle informazioni più semplici noi ricaviamo poi il mondo che ci circonda. Una cosa molto bella, per esempio, sul sistema visivo è che noi, giusto per dare un esempio su una cosa molto semplice, noi in realtà il nostro occhio vede solamente linee e contrasti d'ombra e movimento. Dopodiché tutto ciò che noi vediamo è una ricostruzione che fa il nostro cervello. Chiaramente, avendo più o meno, diciamo così, la stessa struttura, quello che vedo io è sicuramente molto molto simile, se non identico a quello che vedono tutti, però in realtà l'occhio elabora elementi molto semplici: righe orizzontali, righe verticali, movimenti
differenze di contrasto e dopodiché il nostro cervello a livelli successivi ricostruisce le immagini. Molto presto in questa elaborazione, per esempio, noi ci mettiamo quelle che sono le nostre esperienze, le nostre emozioni, per cui ogni cosa che noi vediamo, quasi immediatamente nel momento in cui la vediamo, riceve impulsi da altre aree che colorano quello che vediamo di emozioni, di ragionamenti, di parole. Quindi sicuramente i passi, queste sono tutte scoperte che adesso dette così sembrano banali, ma per arrivarci ci abbiamo messo tutto il Novecento e questi primi 24 anni del 2000, insomma, sono tutte scoperte che sono state possibili grazie per esempio a tutte le metodiche di risonanza funzionale che ci permettono di vedere come lavora il cervello in vivo mentre io faccio dei compiti, che può essere leggere, può essere fare un movimento o anche solo pensare una cosa. Grazie veramente, spero che in futuro anche ci porti qualche video perché noi siamo curiosi, ecco, vogliamo anche capire, vedere, perché sono dati importanti, ad esempio anche il tumore al cervello, una volta si prendeva paura solo a pensare questa parola, è stato operato il cervello, invece anche là avete fatto passi da gigante. Cosa ci dice il dottor Bonifatti? Attualmente per esempio proprio grazie alla trattografia, cioè la capacità di vedere i tratti importanti, si fanno degli interventi neurochirurgici. Io adesso non sono un neurochirurgo, ma anche nei wake, cioè col paziente sveglio che è in grado di dire e di fare dei compiti per cui il chirurgo può essere molto preciso nella sua risezione, andando a salvaguardare le aree importanti, le aree che, tra virgolette, se lesionate lascerebbero dei deficit sia neurologici importanti che cognitivi. Per cui anche questo è qualcosa che fino a qualche anno fa era quasi, tra virgolette, impensabile. Invece attualmente anche la chirurgia, la neurochirurgia è arrivata a livelli estremamente sofisticati. Cosa ne pensa, dottor Bonifatti, dell'intelligenza artificiale? Perché il professor Gerosa alla fine ha detto sì, ma alla fine c'è sempre l'uomo che manovra il tutto. Prego, dottor Bonifatti. Ma credo che il professor Gerosa abbia detto correttamente, cioè alla fine tutto ciò che viene elaborato dall'intelligenza artificiale deve comunque avere la nostra supervisione, perché quello che fa l'intelligenza artificiale sono delle elaborazioni complesse, sicuramente, ma sono elaborazioni di dati già presenti e il risultato è un automatismo, per cui l'intelligenza umana ancora è superiore, nel senso che è in grado di giudicare se quell'automatismo che è uscito dall'intelligenza artificiale ha un senso per quello che abbiamo chiesto oppure no. Quindi la supervisione umana è ancora, tra virgolette, indispensabile e fondamentale per governare, comprendere e usare l'intelligenza artificiale. Sentiamo invece dalla sindaca, ecco, tutto questo artificiale, i giovani vivono molto di cose artificiali, invece dovrebbero vedere anche quella che è la realtà che veramente si tocca tutti i giorni con mano, ed è una realtà che anche i sindaci fanno molta fatica, avete la coperta cortissima e dovete dare risposte, siete i più esposti nel territorio, perché giustamente dove il cittadino si rivolge. Però c'è un fatto preoccupante, abbiamo sentito anche prima con la sindaca Bagliana, i furti, gli atti di vandalismo, questi ragazzi cosiddetti chiamati baby gang che tengono in pugno sindaci, opinione pubblica che è molto allarmata, ha paura di uscire alla sera, forze dell'ordine. Ecco, cosa vede lei nel suo territorio? Eppure stiamo andando avanti con la scienza, la ricerca e la tecnologia. Prego. Beh, allora, nel territorio credo di allinearmi tranquillamente a tutti, nel senso, il problema dei furti c'è, il problema di questi ragazzini che sono diciamo meno gestibili di altri, che creano un po' questo stato a volte di paura e di terrore. Terrore è una parola grossa, però sì, decisamente tengono in scacco una parte della cittadinanza e creano un sentimento di difficoltà, ecco. Che fare? Non è semplice, ovviamente è così difficile mettere in campo delle soluzioni quando la soluzione può solo arrivare con il lungo periodo.
Quindi in questo momento si mettono in campo le forze per creare sostegno ai genitori, un aiuto ai genitori creandogli dei luoghi di incontro. Proprio per quello che si diceva prima, c'è bisogno di confrontarci, siamo tutti nella difficoltà nell'essere genitori e sapere che stiamo vivendo tutti la stessa cosa può solo aiutarci. Quindi creare questo, creare dei momenti di incontro per i ragazzi, che non è così facile intercettarli quando entrano in quella fascia, neanche dell'adolescenza, appena dopo è difficile intercettarli con eventi, con situazioni che ancora li leghino alla comunità dove abitano. Quindi metti in campo tutto questo per provare a coinvolgerli. Ma poi si parlava anche con l'assessore sociale e si diceva: è vero, bisogna creare dei momenti per questi ragazzi che magari dimostrano delle difficoltà, però io ritengo effettivamente che ci sia una parte, ed è la maggioranza, di ragazzi che invece sono bravi ragazzi, vogliamo definirli così, forse in una maniera semplicistica, ma per rendere e passare velocemente l'idea, e anche questi bisogna metterli in vista e anche questi bisogna dargli degli spazi in modo che la comunità li veda, li conosca e continui ad avere la speranza nella gioventù, perché a volte il senso negativo poi arriva anche a loro, la comunicazione, e quei bravi ragazzi magari vengono coinvolti da quel senso negativo che li etichetta come non hanno voglia di far niente, non si mettono in discussione, non sono inseriti in questa società. Quindi anche far vedere quelli bravi può essere un volano di ritorno un po' per tutti, ed è quello che cerchiamo di mettere in campo. Certo che i risultati non arrivano subito. Eppure questi ragazzi come lei diventano bravi ragazzi nel momento che li emozioniamo. E qua vorrei chiedere anche al dottor Bonifati cosa succede nel cervello di questi ragazzi. Alcuni di loro mi hanno portato questa scatola, eccola qua, la faccio vedere. Hanno scritto scatola della memoria. Ecco, lo dico sia al sindaco, dove all'interno, e anche al dottor Bonifati, loro hanno scritto dei biglietti nel momento che sono andati a visitare Auschwitz. Allora ne leggo qualcuno. Questa esperienza è stata di grande importanza perché ci ha reso tutti più consapevoli su quello che è successo nel passato e ciò che non deve accadere mai più in futuro. Sapere, ma soprattutto vedere i numeri impensabili delle vittime, fa riflettere sulla crudeltà dell'uomo che purtroppo ancora oggi non ha fine. Ne leggo un altro. Questo viaggio è simbolo della crudeltà umana che ognuno di noi deve vedere almeno una volta dal vivo per capire realmente la sofferenza ed il dolore vissuto dalle vittime dell'Olocausto, perché non è solo storia, ma memoria per migliorare. Allora, dottor Bonifati, questi ragazzi nel momento che hanno toccato con mano e visto con i loro occhi la crudeltà dell'uomo, siamo riusciti ad emozionarli, a far rivivere in loro quel senso anche, ecco, di orrore, di crudeltà, ma nello stesso tempo di conoscere quella che è la storia, anche la loro storia. Ecco, l'emozione, da dove parte l'emozione, dottor Bonifati? L'emozione parte dalle parti più profonde, più antiche del cervello, sistema limbico, l'amigdala. Le emozioni sono, diciamo così, la base che poi tra l'altro guida e influenza tutto il resto della corteccia. Quindi le emozioni sono veramente la nostra parte più antica dal punto di vista cerebrale e hanno un ruolo fondamentale, infatti sono vicine, per dire, molto vicine all'ippocampo, che è la zona che invece è deputata alla memoria a breve termine, ma che poi si consolida nella memoria a più lungo termine, e la condizionano in modo fondamentale. Basti solo pensare che noi ci ricordiamo chiaramente molto più vividamente e per lungo tempo ciò che ci ha nella vita emozionato
tutti ricordano, per esempio, almeno quelli della mia generazione, insomma, i più giovani chiaramente non hanno questa esperienza, ma tutti ci ricordiamo esattamente dove eravamo il giorno del crollo delle Torri Gemelle. È stato un evento così impattante dal punto di vista emotivo che tutti siamo in grado di dire esattamente dove eravamo quel giorno, a quell'ora e con chi eravamo, tanto per fare capire quanto l'emozione solidifichi e fissi i ricordi per sempre sostanzialmente. Quindi è chiaro che ciò che ci emoziona ce lo ricordiamo, ci entra in testa e spesso non ce lo dimentichiamo più per tutta la vita, per cui il ruolo delle emozioni, negative o positive che sia, però è fondamentale nel ricordo e quindi poi anche nella comprensione, perché i ricordi, cioè tutto ciò che immagazziniamo, è tutto ciò che poi ci serve per ragionare, comprendere. Le emozioni sono la base, insomma, del lavorio continuo che fa il nostro cervello. Dottor Bonifati, secondo lei forse è meglio puntare su questo, intrigare i ragazzi con le emozioni emozionali per far scuotere, ecco, questa apatia che molti di loro hanno? Si fa fatica a vederli sorridere, a farli sorridere, si fa fatica proprio ad emozionarli. Forse loro vogliono situazioni molto forti per emozionarsi, ma a scuola qualcuno dice sono emozioni troppo forti, non vanno bene far vedere ai ragazzi anche certi video che io insisto invece che dovrebbero far vedere. Cosa ne pensa, dottor Bonifati, invece di emozionare di più questi ragazzi, di farli reagire, ecco, anche intrigandoli con certi video, con certe situazioni molto toccanti? Prego. Insomma, tutto può essere utile sicuramente, emozionare, ma l'emozione secondo me è la curiosità, si stimola fin da piccoli. Un ruolo forse un po' trascurato, ma veramente credo che il periodo migliore per poter, diciamo così, instillare la curiosità e la conoscenza nei ragazzi sia proprio il periodo dei bambini piccoli all'asilo e poi alle scuole elementari. Quelli sono i momenti veramente fondamentali dove secondo me dobbiamo instillare curiosità, dobbiamo emozionare alle cose nuove, alla conoscenza, all'importanza dell'imparare. Quello è un momento dal punto di vista della crescita del cervello importantissimo, è un momento in cui c'è una plasticità cerebrale enorme. Se noi insegniamo a quell'età a essere curiosi, a essere interessati, a far vedere che il mondo è vario, diverso, che c'è tanto di cose di cui ci si può interessare, incuriosire, appassionare, se questo è vincente, invece spesso, tra virgolette, ci troviamo già oltre, con menti già parzialmente formate e chiaramente molto più difficili da gestire, come abbiamo sentito dire anche, insomma, dalla sindaca. Ecco, dobbiamo lavorare fin da piccoli, questo è il concetto. Dottor Bonifati, l'ultima domanda, poi la saluto. Cosa vorrebbe dire a questi genitori che fingono di non vedere, ecco, queste droghe pesanti, ecco, queste cose che fanno molto male, l'ha detto anche lei, non a breve ma a medio e lungo termine, poi ne pagheranno le conseguenze. Ecco, che messaggio vuole dire, che appello vuole fare, dottor Bonifati, visto i numeri che abbiamo sentito anche dal CERT? Ai genitori direi di informarsi tanto quanto i ragazzi, perché è dall'informazione, da una corretta informazione scientifica, che poi magari sono in grado di parlare ai loro figli e spiegare con parole semplici quello che sono le droghe, gli effetti che hanno e tutto quanto. Quindi, come sempre, la conoscenza, l'informazione è il primo passo, e poi ovviamente il dialogo, che deve essere sempre un dialogo estremamente aperto, insomma, basato sulla comprensione reciproca, ecco, mai sulla colpevolizzazione, su a volte quelle dinamiche che non portano da nessuna parte. In realtà informazione, conoscenza e dialogo aperto credo che siano, diciamo così, le strategie vincenti per poter affrontare il problema. Grazie, veramente grazie al dottor Domenico Marco Bonifati, neurologo, di essere stato con noi. Buon Natale, dottor Bonifati, e sempre grazie veramente. Sindaca, come ci saluta? Che buon Natale vuole dare? Prego.
Beh, io vorrei che, l'ho detto in tutte le volte in cui mi hanno chiesto che auguri vuole fare, io vorrei fare un augurio di lentezza, di un periodo di lentezza, perché arriviamo al Natale che è una corsa continua e invece dovrebbe essere un momento in cui rallentiamo per stare un po' di più con chi abbiamo voglia e con chi abbiamo piacere di stare, e quindi auguro veramente che sia un momento di lentezza, di goderci gli affetti, goderci la serenità delle cose piccole, delle piccole emozioni, proprio perché parlavamo di emozioni, e quindi di vivere con i nostri figli, i nostri cari, i nostri genitori, chi abbiamo piacere di avere in fianco, con lentezza, perché ne abbiamo proprio bisogno. Quindi buon Natale a tutti, buon Natale a te Mirella, e niente. Che bella questa frase, che bella lentezza, andiamo piano, andiamo lenti, guardiamoci di più, ecco, salutiamoci anche di più, perché a me si fa fatica anche a salutare, perché è Natale, viva Dio, è Natale, vogliamoci tutti bene, ecco, facciamo tutti e cerchiamo di mettere quella goccia sull'oceano che è anche il rispetto e il saluto alle persone che incontriamo. Veramente grazie Sindaca per aver ricordato, ecco, che forse dobbiamo rallentare, non accelerare per tutto e in tutto. Grazie veramente anche all'avvocata Francesca Altin, sindaca di Carano di San Marco. Grazie ancora al dottor Domenico Marco Bonifatti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pasta e fagioli a mo' di Camogli. Camogli è famosa per i suoi palazzi colorati sulla spiaggia. È un borgo di mare che si trova poco distante da Portofino. I colori delle case aiutavano i marinai a riconoscere la propria dal mare. Ingredienti per 4 persone. 400 grammi di fagioli di Spagna, anche in scatola. 300 grammi di pasta secca. 50 grammi di burro. 50 grammi di pancetta tagliata a dadini. Un bicchiere di vino bianco. Una cipolla tagliata a metà. Noce moscata, crostini, 2 spicchi di aglio, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Passate la metà dei fagioli al passaverdura. In un tegame ampio, ideale se di coccio, soffriggete nel burro i dadini di pancetta. Unite la crema di fagioli. Regolate di sale e pepe. Quindi profumate con noce moscata grattugiata. Mescolate un paio di volte e versatevi 1 litro d'acqua calda. Unite i restanti fagioli ancora da cuocere. Portate ad ebollizione e versate il vino. Profumate il tutto con i 2 pezzi della cipolla, che toglierete a fine cottura. Lasciate bollire sul fuoco moderato con coperchio per circa 10 minuti.
A metà cottura, circa 5, versate anche la pasta. Se necessario, versate altra acqua calda. Poi ponete il tegame con il coperchio nel forno appena caldo. Il forno in questo caso sostituisce il calore del camino quando la pignatta si metteva al fianco delle braci. Portate in tavola la pasta e fagioli nel tegame di cottura. Al fianco del piatto adagiate un crostino insaporito con l'aglio e irrorato di olio. Servite e buon appetito!